Ok, abbiamo avviato la registrazione per la privacy, è giusto dirlo a tutti. Allora, buonasera, Claudio Beltramello, coordino il gruppo Sanità e Sociale della segreteria regionale del PD Veneto. Siamo un gruppo ampio, quindi come ho detto l'altra volta, io rappresento solo la puntina di un iceberg che, voglio dire, è molto largo e molto profondo sotto il livello, per cui io rappresento tutti quelli che in questo gruppo da più di 2 anni, quasi 3 oramai, lavorano assiduamente, che quindi ringrazio. Allora, questa sera nel nostro corso affrontiamo il tema della politica sociosanitaria per la salute della donna, dei minori e della famiglia. Allora, ne parliamo con 3 relatori. Allora, Paolo Rigon. Paolo Rigon è attualmente il referente, il coordinatore della Welfare Minori Veneto, poi magari ci dici 2 parole di come funziona, che cos'è, anche se qualcuno è interessato ad entrare, a partecipare, dare il suo contributo. Prima di questo ruolo, diciamo, prima della pensione, è stato direttore primario dell'unità operativa complessa infanzia, adolescenza, famiglia, quindi all'interno consultorio, servizio di età evolutiva, eccetera, e quindi con un'esperienza molto lunga, molto importante, quindi in questi servizi. Ho scoperto, in realtà stasera, non lo sapevo, che è stato anche sindaco e assessore del comune di Carmignano di Brenta, quindi proprio in linea con il nostro corso ci porta anche la prospettiva vissuta da sindaco e assessore, oltre quella da super esperto dell'ambito dell'età evolutiva e della problemi della famiglia in genere. Quindi grazie Paolo di aver accettato il nostro invito e grazie a voi. Sarai il primo relatore che inquadra, eccetera. Abbiamo anche Anna Barzon, che è consigliere comunale a Padova, nonché referente per il circoli di Padova, dell'area di Padova per la sanità e il sociale, o addirittura della provincia. Sai che ho perso, Anna, questa cosa, dopo ce lo dirai se sto... No, facciamo comune, dai. E il comune, però in realtà magari non ma un po' un gruppo unico, diciamo, che si occupa. Sì, però dai, diciamo che non magari senza etichetta, ma ti stai occupando anche dell'ambito di coordinare a livello provinciale. Ok, quindi grazie di essere con noi. E Francesca Zottis, che rappresenta i nostri consigliere regionali. Francesca Zottis è la vicepresidente del Consiglio. Francesca, sto facendo una gaffe terribile. Sei vicepresidente della Commissione Sanità e Consiglio regionale. Anna è la vice della Commissione va quinta. bene, Io sono in Commissione quinta e terza. Abbiate pazienza, amen, così resta anche registrata, così non c'è dubbio che sia una gaffa del tutto fatta. E comunque sei in quinta commissione, ovviamente, e quindi porti avanti le istanze di tutto il partito nell'ambito della quinta commissione, quella che si occupa di sanità al Consiglio regionale. Ti ringraziamo della presenza, del tuo contributo. Allora, do la parola immediatamente a Paolo, io lancio le sue slide quando mi dice, non so se vuoi aggiungere 2 parole per completare la presentazione. Gosti che adesso sento. Metti subito la prima, Claudio. Ok, disattivo un po' di audio, sì, non a te Paolo, riattivatelo però perché i nuovi entrati. Allora, condividiamo. Mi senti? Sì, sì. Sono ancora qua con la vicepresidente del Consiglio regionale che mi gira nella... Francesca, mi dovrò far perdonare. Questa prima slide, come vedete sotto, è ho voluto lasciarla perché è del maggio 2018. Perché?
perché il tavolo welfare per i minori, vi dirò subito cos'è, come è composto, ha come dire, ufficializzato, dopo che da anni esponeva alcune problematiche e criticità nell'ambito della tutela dei minori, dello sviluppo, della crescita e della salute per le donne e le famiglie. Dopo alcuni anni ha fatto nel 31 maggio un secondo convegno con 500 persone presenti alla Lanzarin, quindi abbiamo come dire, ufficializzato a tutto il Veneto quali erano le nostre posizioni. Il tavolo, e quindi l'ho lasciato solo per questo, per vedere da quanto tempo è che stiamo predicando e dicendo alcune cose. Pronto? Mi senti? Mi sentite? Mi sentite, Claudio? Mi senti? Sì, la sentiamo, Sì, è bene, Claudio bene. che ha il microfono staccato. Allora, il tavolo è nato circa 10 anni fa e per farla breve, insomma, è stato fondato dagli ordini professionali degli assistenti sociali, degli psicologi, degli educatori, dal CNCA, Coordinamento Comunità Alloggio, dalla Papa Giovanni, dalle Caritas e dall'ex azienda ULS dove lavoravo io, su delega del direttore, e da Don Calabria di Verona, e poi hanno aderito una ventina di associazioni, compresi la Federazione dei Medici Pediatri, Libera, Lega Ambiente Scuola e tanti altri, insomma adesso non li sto qua a citare tutti quanti, l'Università di Padova e Psicologia, eccetera. Quindi è un tavolo molto composito che, come dire, lavora ormai da 10 anni, negli ultimi 5-6 ha svolto delle azioni importanti nei confronti della regione e dei comuni. Cito semplicemente la battaglia fatta nel 2015 per la riapertura dei centri per l'abuso e il maltrattamento che erano stati chiusi dall'ex assessore del povero Sarnagiotto, che a quel tempo aveva chiuso tutti i rubinetti anche dei contributi per la comunità alloggio, per l'affido e quant'altro, aveva chiuso anche questi centri, quindi un delitto vero e proprio, perché chiudere i centri per l'abuso e il maltrattamento credo che sia quanto di peggio un politico possa fare. Io mi scuso per il linguaggio, però, come dire, da anni ci occupiamo di queste problematiche ed è una situazione veramente disastrosa, per cui cerco di essere anche esplicito e non farmi tanti problemi con voi nel linguaggio che userò. E quindi il 2017 l'abbiamo passato abbiamo trascorso con un impegno continuo sulle linee guida dopo la riforma sanitaria, sociosanitaria delle ULSS del Veneto, sulle linee guida perché si stavano per azzerare tutte le unità complesse del Veneto e insieme anche con alcuni di voi abbiamo fatto questa battaglia e siamo riusciti a portare a casa, per così dire, 20 unità complesse materno infantile e infanzia e 20 unità complesse disabilità che non c'erano, con altre 40 per ogni unità, per settore, diciamo così, di semplici, e quindi abbiamo salvato un po' l'organizzazione del Veneto. Questo è un po' il 2018, l'abbiamo passato con un impegno sul piano sociosanitario con le proposte, sul piano sociosanitario, e non è passato quasi nulla, è passato solo una cosa che riguarda, dopo ne parleremo, il piano per la tutela e lo sviluppo dei soggetti in età evolutiva, che la Regione non ha ancora fatto. E poi nel 2019 abbiamo, come dire, fatto un documento che poi vedremo, che riassume un po' le pesanti criticità di questo settore. Possiamo andare avanti? Questo è il tavolo. L'altra volta il bravo dottor Scarbellato ci aveva condotto attraverso i riferimenti legislativi e normativi, era arrivato al primo punto di questa slide, cioè al comitato, cos'è il comitato dei sindaci di distretto, quali sono le competenze del comitato dei sindaci di distretto, con un riferimento specifico alla norma che lo prevede e anche al piano sociosanitario che contempla l'attività dell'approvazione dei piani di zona del distretto. Quindi il mio obiettivo sarebbe quello di riuscire a far capire qual è il ruolo che potrebbero avere i sindaci e che non hanno finora svolto per una serie di motivi. Naturalmente quello che dico riguarda i sindaci, riguarda i direttori generali, riguarda naturalmente la regione che noi abbiamo incontrato 2 o 3 volte all'anno, sempre scrivendo al presidente Zaia, ma mai ricevuti da Zaia e sempre ricevuti con la delega
Zaia alla Lanzarin. Con l'assessore Lanzarin ci siamo incontrati 2 o 3 volte l'anno per esporre le nostre criticità e per riuscire, come dire, a far passare alcune proposte. Allora, perché il comitato dei sindaci è fondamentale? Perché, come è stato detto l'altra volta, insomma, tra le competenze ha l'approvazione del piano di zona di distretto. Quali sono i 3 ambiti, come dire, importantissimi del piano di zona di distretto? Sono la titolarità delle funzioni che riguarda gli interventi sociali a livello locale, primo punto, cioè quello che fanno i comuni, le competenze dei comuni. Secondo, l'intesa sulla programmazione delle attività sociosanitarie dell'azienda ULSS. E io mi soffermerò molto poco sul primo e mi soffermerò molto sul secondo perché la questione è dentro a questo secondo ambito. Terzo, il piano regionale di contrasto alla povertà che ormai tutti i distretti hanno fatto. Il piano di zona si articola in 6 aree di competenza, di lavori, 6 ambiti, insomma, la prima famiglia, infanzia, adolescenza, minori con disagio, donne e giovani, poi persone anziane, disabilità, dipendenze, salute mentale, e sotto ci deve essere l'emarginazione, inclusione, adesso non la vedo, quindi adesso questa. Povertà e inclusione sociale. Ecco. Io la vedo nel mio schermo, non so come mai. Il mio intervento quindi questa sera riguarda la prima area. Quello che io dico, quello che diciamo stasera, che consideriamo questa sera, andrebbe amplificato per 6 perché ci sono tutte le altre 5 aree su cui lavorare. Quindi voi capite, cioè dovremmo capire che nelle competenze dei comuni cosa hanno? Di 3 atti di grandi programmazione che fanno i comuni cosa sono? È il piano regolatore, cioè adesso si chiama piano degli interventi, il piano delle opere pubbliche triennale e il piano di zona triennale. Allora, le attenzioni e gli investimenti sui primi 2 sono, come dire, li conoscete anche voi. Su questo partecipa il sindaco al comitato dei sindaci di distretto e, come dire, è da solo di fronte a queste problematiche che sono, come dire, molto complesse e che richiedono delle specificità, delle conoscenze che, come dire, scusatemi, il povero sindaco non ha. Quindi, l'altra volta Bisato aveva colto, il sindaco Bisato, nonché presidente della conferenza di Padova, aveva colto molto nel segno, nel senso che aveva detto: io ho cominciato a capire che per deliberare bisogna conoscere e per conoscere ci vuole uno strumento che ci aiuti nella conoscenza. Poi vediamo un attimo. Quindi andiamo avanti, parliamo dell'area, di questa area, però vediamo subito cosa dice una indicazione, perché per fare il piano di zona ci sono delle DGR molto articolate con le linee guida per fare questi piani di zona. Allora, un estrattissimo, diciamo così, un piccolo estratto da queste indicazioni dice che il primo obiettivo è quello di rafforzare il processo di programmazione delle comunità locali. Molto bene. Il secondo è quello di individuare indirizzi, obiettivi e priorità fondamentali nell'ambito del sistema integrato degli interventi dei servizi sociali, sociosanitari e per l'inclusione. Perfetto. Ma come si fa a perseguire queste 2 finalità, macro finalità? Per seguire le finalità indicate è necessario, primo, l'integrazione in tutte le sue declinazioni, istituzionale, settoriale, gestionale, eccetera, operativa. Attenzione. Secondo, perché tutta la mia, come dire, cosiddetta relazione si incentrerà su questo, i processi di armonizzazione nelle fasi di programmazione e realizzazione di interventi nell'obiettivo di assicurare il rispetto dei LEP e dei LEA. Quindi, lo dice la Regione, sia nella legge di riforma che garantisce i LEA e dice che anche il piano di zona come strumento di lavoro macro obiettivo quello di far rispettare i LEA. Poi c'è l'implementazione di iniziative di sviluppo di un welfare di comunità e il coinvolgimento dei soggetti sociali che ci sono nella comunità
secondo quello che è un principio nuovo di lavoro, che è quello della generatività, cioè di riuscire a generare interesse e risorse nella comunità locale stessa. Andiamo avanti. Ma cosa succede per quanto riguarda le situazioni di difficoltà, di disagio dei soggetti in età evolutiva, bambini e adolescenti, famiglie, donne e quant'altro? Succede che tutte queste situazioni di disagio che emergono, sia a livello singolo, sia a livello istituzionale, sia a livello di associazione, eccetera, in tutte le maniere di famiglie allargate, eccetera, come vedete in questa rotatoria che io ho fatto vanno a finire nel nucleo, cioè l'ospedale manda ai servizi sociali e sociosanitari del distretto, gli altri servizi quando ci sono disagio mandano ai servizi, eccetera, la scuola lo stesso, quando ci sono maltrattamento e violenza lo stesso, i pediatri anche, il tribunale anche, le forze dell'ordine anche chiamano interventi urgenti quando ci sono situazioni di maltrattamento o di altro genere. Le associazioni, il privato sociale mandano e inviano anche loro a questi servizi e tutti gli altri soggetti. Quindi c'è una, come dire, in questa rotatoria c'è un intasamento al centro perché questi servizi nella nostra area sono i servizi che ha detto prima Claudio, sono servizio di età evolutiva di neuropsichiatria, servizio di consultorio, servizio di tutela minori, servizio sociale e professionale del comune, tutto arriva lì. E voi capite che se questi servizi fossero veramente alla portata del cittadino e fossero sufficientemente dotati di risorse, di professionalità, eccetera, avrebbero un grandissimo compito, quello di intercettare il disagio, quello di accogliere il disagio e su questo lavorare, perché soprattutto nell'infanzia, adolescenza e nella famiglia è possibile ottenere dei risultati. Questo è dimostrabile da 30 anni, 40 anni di lavoro che io ho avuto in questo ambito. Il problema è che, come vedremo, questo ambito di programmazione non è il centro dell'interesse di nessuno, non è il centro di interesse, diciamo così, degli enti locali, non è il centro di interesse dell'ULSS, non è il centro di interesse dei poteri dell'ULSS, non è il centro di interesse della regione, della programmazione e quant'altro. E quindi in questi, a parte i buoni principi della riforma e delle riforme di prima, avvenute prima degli anni 2000 e dopo il 2000, con i vari decreti, con i vari cambiamenti che ci sono stati a livello legislativo, è stato, come dire, un progressivo depauperamento rispetto alla situazione che c'era prima degli anni 2000 e nei primi anni 2000, e quindi un impoverimento e una messa in crisi di questi servizi. Quindi quello che potrebbe essere una fonte primaria di lavoro sul sociosanitario rispetto al disagio, rispetto alle questioni di devianza e di sanitarizzazione in età adulta, viene, come dire, compromesso da questa situazione. E questo noi è da 10 anni che lo stiamo dicendo, predicando e andando direttamente in regione e facendo dei documenti e facendo i manifesti e tentando, come questa sera, di parlarne coi sindaci. Andiamo avanti, Claudio. Brevissimamente, perché questa è una questione professionale e tecnica, ma per rendere l'idea, dal 2000, come dire, sono stati sanciti i principi con i LEA del 2000 e anche prima, noi li usavamo già prima, insomma, questa modalità di effettuare la valutazione multidisciplinare, e questa parola voi la trovate adesso sancita in tutte le norme anche della regione da 10 anni a questa parte, e questi servizi di cui stiamo parlando, per fare una valutazione multidisciplinare, devono fare sostanzialmente agire in tre ambiti importantissimi e indispensabili, necessari. Il primo è la valutazione dei compiti di sviluppo, dei bisogni del minore. Vi vedete quali sono? Stiamo parlando di sviluppo affettivo, di educazione, di identità, stiamo parlando di
del futuro della persona, del futuro di una persona. Devono essere esaminati i fattori ambientali, e questa è la grande, come dire, innovazione degli anni 2000 e del Veneto anche prima del 2000, cioè tutto ciò tutte le esperienze di vita che un soggetto sperimenta e le condizioni ambientali incidono in maniera decisiva sui fattori di sviluppo. E la capacità dei genitori, la situazione dei genitori nella famiglia, insomma, quali sono le capacità di cura, di attenzione, di stimolazione, di educazione e quant'altro. Questo solo per dire che questi servizi devono lavorare in questo modo, quindi è un lavoro complesso, richiedono più professionalità, più intese come interdisciplinarietà e come multiprofessionalità. Per cui questi servizi devono essere dotati di questo personale, perché se viene a mancare qualche professionalità casca, come si suol dire, il palco. Andiamo avanti. Allora, entriamo un po' nel merito della situazione e io vorrei riuscire un po' a scandalizzarvi. Qui sono citate 3 fonti, insomma, di 2 luminari, uno della nostra Università di Padova, che diceva queste cose ancora negli anni 90 e 2000, uno del professor Levi di Roma, della neuropsichiatria, e quello che conta adesso, quelle cose che adesso vi dico, sono contenute nell'intesa governo-regioni di luglio 2019. Quindi quello che predicavano alcuni luminari e alcuni disperati come noi, adesso è, se voi andate a vedervi questo decreto del luglio del 19, dice quello che vi sto per anticipare adesso. Dice che le patologie e i disturbi psichici e comportamentali fino alla preadolescenza e in preadolescenza sono fino al 15 o più del 15 della popolazione 0,17, 0,18. Dice che le patologie e i disturbi in adolescenza sono ancora di più e sono fino al 20%. Noi diciamo, per essere cauti, maggiore del 15%. Significa che su una popolazione 0,18 del Veneto, di 830.000 circa soggetti, i soggetti che dovremmo intercettare sono circa 125.000. I soggetti che accedevano prima dell'anno 2020, dell'anno scorso della pandemia, ai servizi, questo documentato attraverso i report regionali, sono circa 53, erano circa 53-54.000, quindi il 6%. Ciò significa che il 60% di questi soggetti che avrebbero dei disagi, dei disturbi o delle patologie addirittura, non accedono ai servizi e quindi non accedono alle diagnosi e alle cure. Andiamo avanti. Questi sono, come dire, questo è un riferimento epidemiologico, ma quello che, se voi andate a vedere il rapporto che è stato fatto, pubblicato nel 2015 dalla Regione, l'ultimo che è stato fatto in maniera complessa, in maniera esaustiva, poi ci sono dei dati gli anni dopo, ma non sono molto analizzati, sono piuttosto sintetici. Quello che dice questo rapporto rispetto a questa casistica dice che 1 su 3 con disturbi di apprendimento e linguaggio, quindi disturbi minori, ha una presa in carico dopo 6 mesi, 7 mesi, 8 mesi. 1 su 3 di questi. Ma quello che fa, come dire, scalpore è che per alcuni disturbi psichici e comportamentali ce n'è 1 su 20 su 30 che, come dire, accede a una presa in carico, cioè a una valutazione, come dire, presa in carico di tipo terapeutico o riabilitativo. Quindi, ripeto, 1 su 20, 1 su 30 si diceva nel 2015, però, come vi dirò dopo ancora, dal 2015 la situazione dei servizi è solo peggiorata, perché il grande Deus ex machina della regione del Veneto, Mantoan, dal 2015 ha cominciato a tagliare e a non autorizzare le sostituzioni del personale di servizi. Quindi catastrofe. Io dico catastrofe e questi termini li diciamo pubblicamente, li abbiamo detti anche alla Lanzarini, li abbiamo detti in regione, li diciamo continuamente. In sintesi, la grande maggioranza di soggetti con disturbo nel primo asse del CI10, il sistema di classificazione, e del secondo asse non vengono
non usufruiscono delle prestazioni di cura stabilite dai LEA 2017. Il LEA 2017, lo dirò 10 volte prima della fine se ho il tempo di farlo, sono una mini rivoluzione, nel senso che adesso li vediamo, sono come dire, la revisione completa di quelle che sono le prestazioni sociosanitarie, da qui il termine sociosanitario, tutto attaccato, che in regione non si ha coraggio di pronunciare, perché anche il piano si è scritto socio staccato sanitario, e quando parliamo di servizi dobbiamo parlare di servizi sociali, sanitari e sociosanitari, perché questo introducono il LEA. E i LEA stabiliscono quali sono le prestazioni di cura, di diagnosi e di cura da effettuare, da garantire, adesso vediamo, e che non vengono garantite. Quindi voi capite, voi avete, se colto quello che ho detto adesso, io sono riuscito a spiegarmi, voi capite che noi stiamo dicendo, e l'abbiamo scritto in un manifesto pubblico sottoscritto da 3.000 persone, più di 5.000 minori nel Veneto, secondo me sono 7-8.000, anche di più, non vengono curati. Ma io credo che dire una cosa del genere dovrebbe fare scattare, non so che cosa, la reazione emotiva, affettiva, cognitiva di ognuno di noi, ma questo non succede. Evidentemente, come vediamo dopo, i minori e le famiglie che hanno questi problemi non hanno nessun potere, nessuna voglia di andare a rompere le scatole a nessuno. Ma il garante dice che un non intervento fatto su questi soggetti in età evolutiva comporta una spesa sanitaria 7 volte più maggiore in età adulta. Questo non lo dice il tavolo Paolo Rigon, lo dice il garante nazionale. Quindi siamo di fronte a una omissione di assistenza nei confronti dei soggetti indifesi e più deboli. Andiamo avanti. Questo è scritto in piccolino perché è un documento, è metà di un documento che è stato approvato da alcuni circoli del PD dell'Alta Padovana e inviato al segretario Letta, lorché ha chiesto di fare delle proposte per il livello regionale e nazionale. Insomma. Questo documento dice: ora abbiamo parlato dei servizi età evolutiva e di neuropsichiatria. Parlando un po' di consultori, siamo in situazione simile. Le leggi nazionali, insomma, dicono, anche qua abbiamo il DPCM, adesso lo vedremo, l'articolo 24 praticamente contiene tutte le prestazioni sociosanitarie che corrispondono ai compiti dei consultori familiari. E adesso brevemente vedremo qualcosa. E quindi prevede che i consultori svolgano l'assistenza distrettuale domiciliare, territoriale, donne, minori, coppie, prestazioni mediche domiciliari, specialistiche, terapeutiche, psicologiche nei diversi ambiti di attività. Articolo 24 che poi riprenderemo. Ma quello che conta in questo documento che si dice è che c'è l'ultimo rapporto dell'Istituto Superiore di Sanità 2019, poi mi pare che sia stato integrato all'inizio del 2020, che dice che in Italia i consultori sono del tutto insufficienti in tutta Italia, ma nel Veneto la situazione, anche nel Veneto c'è una grave carenza di consultori familiari e, come dire, le norme nazionali, la legge del 96 e il progetto obiettivo materno infantile della Bindi del 2000 dicono che ci vuole un consultorio ogni 20-25.000 abitanti. Nel Veneto ne abbiamo uno ogni 59.000 abitanti. Nei rapporti del Veneto si dice invece 50.000 abitanti, non 59. Perché nel Veneto forse hanno bevuto qualcosa che non va bene, calcolano l'età dai 15 ai 64 anni. Mentre il consultorio si occupa anche di minori e quando si valutano situazioni di un certo tipo si valutano anche i familiari, i nonni, tutti, cioè quindi
è un artificio incredibile quello di dire che ce n'è ogni 50.000 perché si calcola la popolazione del 1564. Comunque, fatto sta che siamo a 1 ogni 59.000 abitanti invece che ogni 20-25.000 abitanti, e non tutti quelli che ci sono hanno la dotazione di personale adeguata rispetto a prima di LEA, cioè a quello che si diceva che era necessario prima che ci fossero i LEA, perché adesso richiederebbero ben altra dotazione di personale. Quindi anche nei consultori non vengono garantite le prestazioni sociali. Paolo, ti chiedo scusa, volevo spegnere il microfono della persona appena entrata. Riattiva il microfono, ho spento il tuo per sbaglio, perché voglio essere efficace, svelto e... Dove ero arrivato? Che della carenza di personale, che dici già i consultori secondo i LEA erano, come dire, già se ci fosse l'organico previsto sarebbero insufficienti, non c'è nemmeno l'organico previsto. Bene, e sono 1 ogni 59.000 abitanti. Sì, siamo tra i peggiori d'Italia, se voi andate a vedere quello che dice questo rapporto dell'Istituto Superiore di Sanità. Quindi non viene garantita, non possono essere garantite le prestazioni di cura alle situazioni che accedono, per le situazioni che accedono al consultorio, quindi disagio, conflittualità, maltrattamento, violenza, rischio, abuso, adolescenti e quant'altro. Non so cosa dire di più. Cioè, voi vi rendete conto che non curare queste situazioni significa creare disagio, antisocialità, psichiatrizzazione in età adulta, violenza, e poi voi avete sentito, tra l'altro, adesso io non mi soffermo su questo, che tutte queste situazioni sono aumentate dal 20 al 40% dopo questo anno e mezzo di pandemia. Quindi eravamo sotto prima, eravamo sotto dopo e adesso siamo 4 volte sotto, diciamo, quello che dovrebbero essere le risorse per i consultori familiari. Andiamo avanti. Allora, io, se ci fosse qualche sindaco qua, sarebbe molto importante, o chi ha dei contatti con sindaci e assessori. Veniamo al dunque. Il comitato dei sindaci, al secondo punto, abbiamo detto che approva l'intesa per la programmazione dei servizi sociosanitari che attua l'ULSS, ma l'approva il comitato dei sindaci. Allora, quando io dico queste cose, i sindaci e assessori rimangono un po' turbati e sconvolti. Leggo testualmente, poi questo si ripete per gli altri 3 articoli. Nell'ambito dell'assistenza distrettuale, domiciliare, territoriale ad accesso diretto, quindi qua non serve nessuna prescrizione, il Servizio Sanitario Nazionale garantisce alle donne, quindi nel distretto, alle donne, ai minori, alle coppie e alle famiglie, prestazioni anche domiciliari, mediche, specialistiche, diagnostiche, terapeutiche, ostetriche, psicologiche, psicoterapeutiche, riabilitative, mediante l'impiego di metodi e strumenti basati su più avanzate evidenze scientifiche necessarie e appropriate nei seguenti ambiti di attività. Ed elenca, qua non ci sono tutte le prestazioni sociosanitarie che devono essere garantite. Allora, qui c'è scritto che è il Servizio Sanitario Nazionale che garantisce queste cose. Quando si approva il piano di zona, poi i sindaci discutono con l'ULSS, spesso viene fuori il discorso che se i sindaci vogliono più servizi, bisogna aumentare la quota. Io sto predicando da 3-4 anni, 5, ai sindaci, ma come dire, solo qualcuno comincia ora a capire che questa è una prestazione sanitaria. Non ricade nell'ambito dell'attribuzione delle quote dei comuni. Questa deve essere attuata, lo decidono i comitati di sindaci, naturalmente d'intesa con l'ULSS, ma deve essere attuata dal Servizio Sanitario Nazionale. Cioè non mi ha scritto a me sta roba qua, cioè quindi questa qua è veramente una mini rivoluzione che nessuno ancora ha attuato e nessuno vuole vedere, non so perché, o per non conoscenza o per
o perché non viene adeguatamente, come dire, sviscerata nei tavoli di lavoro, perché io non ho parlato, ma il piano di zona si fa con dei tavoli di lavoro per ognuna di queste aree che abbiamo visto all'inizio. Ora, nei tavoli di lavoro possono accedere tutti i portatori di interessi rispetto a minori, donne, coppie, famiglie, associazioni, terzo settore, eccetera. E quindi in quell'occasione i sindaci possono avere un aiuto, diciamo così, ma io sono convinto di una cosa, che Bisato l'altra volta ha colto il Busillis, cioè nel senso che loro non hanno la conoscenza di queste, loro quando vanno a discutere, a trattare, hanno la conoscenza di più dei servizi sociali del comune, ma non di quello che deve fare l'ULSS, e quindi sono in balia di quello che viene detto dagli esperti dell'ULSS. Però qua è chiaro, insomma, qua non ci piove. Tra l'altro i consultori, nella legge stessa del Veneto, c'è scritto che sono di competenza delle ULSS. E qui quindi siamo esattamente nel sanitario. Andiamo avanti. Articolo 25, non lo rileggo. L'assistenza, stiamo parlando delle prestazioni sociosanitarie ai minori con disturbi in ambito neuropsichiatrico e del neurosviluppo, in realtà di tutte le patologie psichiche e comportamentali. Ma siccome questo è stato fatto con la manina di qualche barone neuropsichiatra, allora hanno messo neuropsichiatrico e neurosviluppo, ma qua ci sta dentro tutti sono dentro tutti i disturbi in ambito neuropsichiatrico, quelli che dicevo prima, quelli dell'ICD-10, che è il sistema di classificazione di disturbi psichici e comportamentali, tutti. E qua ci stanno a destra le prestazioni, anche qua ne ho citate alcune, le prestazioni che i servizi dell'ULSS devono svolgere. Mi sono dimenticato prima di una cosa. Nell'articolo 24, una cosa molto importante, che però richiederebbe un approfondimento con gli amministratori, con i sindaci e con le persone che si occupano di queste cose. E riguarda il fatto che nell'articolo 24 dei LEA si dice anche, cioè tra le prestazioni sociosanitarie obbligatorie, dovute, garantite, ci sono anche i rapporti con i tribunali dei minori e adempimenti connessi con questa problematica. Questa è un'altra piccola rivoluzione, perché finora si discuteva quanto pagavano i comuni e quanto dovevano non pagare i comuni e quanto dovevano delegare o non delegare, eccetera. Adesso, dal 2017, i LEA sono del gennaio 2017, c'è scritto che i servizi, quando intercettano disagio, maltrattamento, disturbi, eccetera, si occupano anche del rapporto col tribunale dei minori e adempimenti connessi, quindi in caso di situazioni di presunto rischio, pregiudizio, maltrattamento, abuso, eccetera. Quindi i comuni non devono più sborsare una lira rispetto a questo, rispetto alle attività dei servizi. E non ci vuole molto a capirlo se leggiamo questo, insomma. E sempre il 24 dice prevenzione, individuazione precoce e assistenza nei casi di violenza di genere e sessuale, quindi anche in casi di violenza, eccetera, i servizi dovrebbero garantire le prestazioni di diagnosi, cura, terapia e quant'altro, e quindi anche in questo caso, siccome ci sono rapporti con i tribunali, mantenere i rapporti con i tribunali. Pronto? Sì, posso? Vado avanti? Mi sentite? Sì, era un nuovo ingresso che aveva lasciato il microfono acceso. Vabbè, quindi questa è una novità che non incomoda molto i comuni, i capoluoghi di provincia, perché tutte le città del Veneto, i comuni di città del capoluoghi del Veneto si sono dotati di servizi per affrontare questi problemi, perché fino a poco tempo fa dovevano svolgerli i comuni. E quindi quando parliamo di questo, noi incontriamo il favore di 550 comuni del Veneto, ma non dei 30-40 che, come dei più grossi, a partire dalle città che si sono già organizzate e da anni fanno questo lavoro. Ma possono anche tenerselo, insomma, c'è chi se vuole tenerselo se lo tenga. L'importante è che noi riusciamo a far fare queste robe per i 550 comuni che non sono in grado di farlo.
cioè tutti i comuni sotto i 10.000 abitanti, 10.000 abitanti in giù, diciamo così. Siamo nell'articolo 25, quindi tutti i minori, ed è previsto anche per l'articolo 25, quindi sarebbero i servizi di età evolutiva di neuropsichiatria che devono svolgere gli adempimenti e gli interventi nell'ambito dei rapporti con l'autorità giudiziaria. Quindi poche storie, pochi casini che, che ci sono adesso. Cioè, qua sta scritto NILE, quindi quando, ripeterò 10 volte, insomma, quando i sindaci approvano il comitato il piano di zona, devono chiarire queste cose. Poi, articolo 32, andiamo avanti Claudio un attimo, cerco di essere veloce. Altra bomba. Assistenza sociosanitaria semiresidenziale e residenziale ai minori con disturbi in ambito neuropsichiatrico e neurosviluppo. Finora c'è la guerra delle rette. Quanto paga l'ULSS e quanto pagano i comuni? Perché se sono comunità educative, come dicevano i LEA del 2001, pagano i comuni, se sono riabilitative fino al 70%, diceva la Regione, paga la sanità. Allora, io non ho il tempo adesso di leggere quello che c'è scritto qua dentro, ma c'è scritto che per tutti i minori che hanno problematiche in ambito neuropsichiatrico, quindi per chi è del mestiere primo asse dell'ICD-10, tutte le patologie che rientrano nell'ambito, nel primo asse che è quello psichiatrico, cosa succede? Succede che primo ci sono tutti gli interventi riabilitativi dalla A alla N che bisogna fare, no? Che l'ULSS deve fare. Poi alla fine, gira pagina, andiamo avanti, udite, udite, l'ultimo punto, il punto 5, i trattamenti residenziali e semiresidenziali terapeutico-riabilitativi di cui i commi 3 e 4 sono a totale carico del Servizio Sanitario Nazionale. E quando dico questo ai sindaci mi dicono: ma cosa si devo dire? Ma come? Come? Mica fatto io i LEA, cavolo, siamo di fronte a una mini rivoluzione, insomma, nel senso che tutti questi casi qua, perché voi sapete che c'è l'UVMD, l'UVMD, come dire, adesso bonariamente predomina poi il servizio dell'ULSS che stabilisce come stanno le cose, ma come dire, chi paga dopo, se mandano il conto al comune, paga i comuni, e i piccoli comuni, voi sapete che le rette sono di 100, 120, 130 euro al giorno, quindi viene fuori 3-4 mila euro al mese, moltiplicato per un anno viene fuori 50, 40, 50 mila euro, e quando un piccolo comune ha 1 o 2 casi, cosa fa? Sbaglia. Per questo abbiamo insistito con la Regione di rifinanziare anche le quote, le comunità, le spese dei comuni in ambito di strutture residenziali. Ma comunque bisogna rivedere tutto. Bisogna rivedere, quando si va in UVMD, se è un caso che rientra nel primo asse, secondo me paga tutta la sanità. Ma non si sta facendo. Cioè, ma io non capisco mia, cioè nel senso che i comuni sborsano un casino di soldi, mostriamo quali sono le regole, solo che rivedere le regole vuol dire fare rivoluzione. Cioè qua cambiare regole è una roba, cioè anche chi ha il vantaggio non ha il supporto e l'esperienza per poterlo fare. E qua c'è l'altra proposta che alla fine non devo dimenticare, che ha fatto Bisato l'altra volta. Quanto tempo ho, Claudio? Finisco in 10 minuti? Claudio? Sì, va benissimo. Se concludi in 10 minuti, poi resta tempo per le altre due relatrici e per le Va bene, andiamo avanti. Allora, riassumendo, come dire, a grandi linee, i consultori familiari nel Veneto, parlo di 2 servizi principali dell'area infanzia, adolescenza e famiglia, vedevano fino a qualche anno fa 140-150 mila utenti all'anno. Il 95% degli utenti dei consultori sono donne. Adesso siamo scesi di anno in anno, quindi gli ultimi dati sono sui 100.000, ma da 140 a 150 a 100.000 ci sarà un motivo, no? E il servizio di età evolutiva, come dicevo prima, vedeva prima del 2020, della pandemia, 53-54 mila soggetti in età evolutiva all'anno.
le prestazioni che devono fare, quindi abbiamo detto, secondo l'IDEA, sono di prevenzione, diagnosi, consulenza, cura e riabilitazione. Il consultorio familiare, questi sono gli ambiti di intervento e, come dire, supporto e consulenza psicologica e psicoterapia vanno a farsi benedire naturalmente in queste situazioni qua, non esistono, però i LEA dicono che devono essere garantiti. In età evolutiva la stessa musica, i disturbi sono di vario genere e quindi anche in questo caso dovrebbero essere, e in più in età evolutiva, neuropsichiatria e età evolutiva, si fanno carico anche della disabilità 0-17 e la disabilità è almeno il 2% dei soggetti in età di cui stiamo parlando. E quindi voi capite che è una mole di lavoro incredibile solo con i soggetti in età evolutiva, i disabili in età evolutiva. Poi c'è anche una parte di lavoro per la tutela e poi vi raccomando, se esiste il tempo per fare altre cose, per fare terapia o altro. Non esiste. Andiamo avanti. Allora, non è che sia il tavolo del welfare minori o Paolo Rigon che grida queste cose. Al Festival della Salute Globale dell'aprile 19, i maggiori esperti nazionali, compresi quelli di Padova, hanno detto testualmente: c'è un urlo che riguarda la salute mentale dei bambini. Sono necessarie delle politiche per i minori, sono necessarie più risorse per i servizi distrettuali e per accesso alle cure, per garantire i LEA di cui stiamo parlando, articolo 24, 25, 27 e 32. C'è necessità che venga fatto il piano regionale di sviluppo e tutela dei soggetti in età evolutiva, nel senso che c'è un piano nazionale fatto nel 2016-2017 e la regione non l'ha ancora attuato. Prima vi dicevo che rispetto al piano sociosanitario, che tutte le proposte che abbiamo fatto, l'unica che era passata era questo, che ancora 2 anni fa era stato inserito nel documento economia e finanza della regione ed è stato inserito nel piano sociosanitario. E nel novembre 19, l'ultima volta che abbiamo incontrato Lanzarin, ci aveva promesso che saremmo andati avanti con questo piano, perché manca da 10 anni. Manca da 10 anni. E non vi sto a citare le schede che sono contenute in quello nazionale, cosa dicono, perché, come dire, avvallano tutte le cose che stiamo dicendo adesso. Ma quello che dovrebbe ancor più scandalizzare è che nell'ambito della programmazione a tutti i livelli, la programmazione generale, l'articolo 3 della Convenzione ONU e legge italiana dell'Italia numero del 91, quindi pensate, 30 anni fa, si diceva che in tutte le decisioni relative ai fanciulli di competenza delle istituzioni e degli organi legislativi, l'interesse superiore del fanciullo deve essere preminente. Questo dice la Convenzione ONU e la legge italiana. Vuol dire che prima guardiamo se ci sono, troviamo fuori le risorse per fare queste cose, dopo ne facciamo anche altre, o comunque le bilanciamo. Tutto ciò non avviene. Non avviene perché per l'infanzia, l'adolescenza e la famiglia, per questi servizi si mette quello che resta, se qualcosa. Quindi siamo in violazione di qualsiasi norma di principio deontologica, legislativa, di civiltà e quant'altro volete mettere. Andiamo avanti. Allora, la crisi dei servizi, vado veloce, insomma, come dire, cioè, già prima della pandemia erano aumentate le situazioni di disagio, povertà e violenza. Il piano di cui vi parlavo prima per l'infanzia e l'adolescenza è cessato nel 2008. Dal 2015 al 2020 c'è stata una decurtazione, questo l'abbiamo pubblicamente messo in un manifesto e portato alla Lanzarin e quindi a Zaia, c'è stata una decurtazione, come dire, con uno stillicidio caso per caso, di non sostituzione, per un totale di circa 300 operatori in questi servizi di cui stiamo parlando. Quindi una batosta fuori dalla realtà. Poi abbiamo chiesto un incremento di finanziamenti per l'affido e le strutture, come dicevo prima, l'accoglienza nelle strutture. Dopo 2 anni di lavoro, nel 2017 la Lanzarin ha riaperto i centri specialistici, solo che adesso noi chiediamo che vengano come dire, stabilizzati
e chiediamo l'apertura la riapertura di un osservatorio che c'era per minori e famiglie fino a 7-8 anni fa. È sparito anche quello, quindi non sappiamo neanche qual è la situazione perché non c'è più l'osservatorio da anni. Poi da sottolineare che con riforma, nonostante abbiamo salvato 20 WOC, età evolutiva, famiglia, infanzia e 20 WOC disabilità, sono metà di quelle che c'erano prima. Andiamo avanti. Allora, sostanzialmente vorremmo far vedere che, come dire, le norme non mancano, perché è dal 94 che si parla di potenziamento dei servizi del territorio, di questi servizi qua, di tutte le aree di cui, non solo dell'età evolutiva famiglia, cioè, ma di tutte le 5 aree di cui abbiamo accennato all'inizio. E testualmente si parla di potenziamento dei servizi sociosanitari integrati, di UVMD, di approccio multidisciplinare, di linee guida per la tutela e l'affido, per il servizio disabilità dell'età evolutiva. Nel PSR 2012-2016 i piani sociosanitari vengono approvati con legge, parlava di potenziamento dei servizi per l'infanzia, adolescenza e giovani e della multiprofessionalità necessaria, dell'integrazione, della globalità delle prese in carico. L'ultimissima, per non farci mancare nulla, la riforma delle US del numero 19 del 2016, che dopo ha portato alla riorganizzazione del 2017, parla di riorganizzazione dei servizi sociali e sociosanitari e dice che la Regione continua a garantire l'erogazione di LEA. Questo è scritto nella legge. Io vi sto dicendo, vi ho mostrato che qua è la garanzia di LEA. E dice di sviluppare la rete assistenziale territoriale utilizzando l'approccio multidisciplinare e interdisciplinare attraverso l'integrazione sociosanitaria. Quindi non è che mancano i riferimenti normativi e legislativi, ci sono, è come se ci sono. Anzi, dicono che ci garantiscono di LEA addirittura. Andiamo avanti, concludiamo fra poco. Ma per fare il piano di zona ci sono delle DGR di 30-40 pagine con le linee guida. Allora, io capisco che, come dei sindaci, non sono dentro la materia e poi vediamo, ripeto per l'ennesima volta, la proposta che ha fatto Bisato. Ma qui, in questa DGR, c'è nell'ambito dell'area infanzia, adolescenza, famiglie, donne e giovani, ci sono i servizi da andare a classificare. C'è l'elenco, non fatto noi, non l'abbiamo fatto noi, l'ha fatto la Regione, l'ha messo nelle linee guida. Quindi dobbiamo andare a vedere, mettere in piano di zona tutti questi servizi con la dotazione di risorse e vedere cosa fanno con queste risorse, cosa non possono fare e fare un programma biennale o triennale per recuperare quelle cose che non sono in grado di fare. Questo i sindaci possono farlo, ma non sanno neanche che possono farlo, cioè non dicono ma come, ma su, ma insomma, noi non sono competenze che non abbiamo, che ci si aumentano le rette. No, questo stiamo parlando di sanità. Questi servizi, dentro ci sono anche dei servizi sociali qua, ma sappiamo benissimo quali sono quelli sociali. Quelli sociosanitari della sanità sono quelli che abbiamo detto fino adesso, e quando ci sono i servizi da classificare, gli interventi dei servizi e anche le prestazioni gli interventi semi-residenziali e residenziali che devono esserci, e tutti gli altri interventi, oltre a quelli di servizi, ci sono anche, chiamiamoli, dei progetti, i progetti delle rette familiari, degli sportelli famiglia, i progetti per l'affido, i progetti di inclusione sociale, i progetti giovani, cose che al 50% sono state tutte eliminate in questi anni. Quindi si vuole sapere cosa si va a fare. Ecco, qua c'è la tabella, noi abbiamo dato delle schede, delle proposte per il piano di zona straordinario che è stato fatto, ignorata completamente perché ci ha detto che era un piano straordinario e che si farà con il prossimo piano di zona. Ma allora, adesso si sta partendo col prossimo, per questo mi fa piacere poterne parlare con voi, perché si sta partendo per il prossimo piano di zona, che deve essere approvato entro dicembre e sarà quello buono per triennale. Dopo il triennale diventa settennale o ottonnale, perché come l'altra volta di 5 anni è durato 10, perché di anno in anno facevano le proroghe.
ma comunque vuol dire è un treno da non perdere. Se perdiamo questo treno vuol dire che per 5-6 anni non se ne parla più. Quindi nei prossimi 3-4 mesi i sindaci, con l'aiuto di tutti noi, devono affrontare queste proposte. Noi faremo un'altra volta delle schede come tavolo minori, manderemo le schede che l'altra volta sono andate non so dove sono andate l'altra volta. E quindi, come dire, ci sono tutti gli strumenti, ci sono i riferimenti legislativi, ci sono i LEA, ci sono le schede, c'è tutto, basta pretendere che queste cose vengano inserite nel piano di zona. Quindi dotazione di risorse, bisogni che ci sono e implementazione, perché le leggi e l'ONU, le leggi italiane lo prevedono, anzi dovrebbero essere prima fatte queste cose qua per i minori e poi le altre. Finisco subito. Claudio? Sì. Va bene, le proposte le avete capite quali sono, insomma sono quelle che abbiamo detto adesso, stiamo proponendo 5 milioni per il piano tutela e sviluppo di cui parlavo prima, con 5 milioni l'altra volta le risorse stabilite dalla Regione sono state triplicate con l'aiuto, con il sostegno, con l'integrazione dei comuni e delle ULS e del privato sociale, triplicate, quadruplicate, 800 progetti sono stati fatti nel Veneto l'altra volta con il PIAF, Piano Infanzia e Adolescenza, adesso manca da 10 anni. La stabilizzazione dei centri, la conferma, noi chiediamo che non ci siano 2 servizi di età evolutiva perché è stata un'altra roba non bella che è stata fatta, hanno spaccato l'età evolutiva e neuropsichiatria, non ha nessun senso. Noi avevamo la più bella delibera d'Europa, che è la 1533 del 2011, che poi è citata, abbiamo fatto il servizio di età evolutiva superando quello che era la stigmatizzazione del concetto di un servizio di neuropsichiatria, insomma, qualcosa che, vabbè, discuteremo in un altro momento. Il ripristino del documento agli standard, qua manca la parola nazionali, dei consultori familiari, e non scendono i particolari perché dopo anche le delibere del Veneto prevedevano delle risorse per la tutela delle violenze specifiche che integravano le risorse dei consultori, invece non c'è niente che integra. Quel povero disgraziato che è il consultorio deve fare tutto. E questo è il punto cruciale, fondamentale per i sindaci, i nuovi LEA sono spesa sanitaria. L'applicazione di nuovi LEA va fatta e va pretesa ed è spesa sanitaria. Non devono chiedere l'aumento delle quote ai comuni per fare quelle cose qua che abbiamo detto adesso. E i sindaci anche dicono, ma come? Ma è vero? Scusa, è vero, sì. Finisco subito con il manifesto che abbiamo fatto nel 2019, adesso non so se si lese, non credo non si lega nulla così. Comunque noi nel 2019 allora abbiamo detto a tutto il mondo, abbiamo fatto questo manifesto, abbiamo raccolto 3.100 adesioni online, che quindi ogni mail è un'adesione, dicendo quelle cose che abbiamo detto finora, dicendo che manca il piano infanzia e adolescenza, tutela dei minori di sviluppo da 10 anni, che mancano 300 operatori e consegnato in mano al Lanzarin su delega del Presidente c'è scritto al secondo punto che ci sono 5.000 minori nel Veneto che non vengono curati, ma secondo me sono 8-10.000, solo che evidentemente bisogna come dire, concordare, mediare, eccetera, per cui si è messo questo numero qua, ma sono molti di più. Non vengono curati. Una società che non cura i bambini, che cavolo di società è? Non so viene, vero? Scusami lo sfogo dialettale, ma non può essere. Poi abbiamo detto che bisogna potenziare i finanziamenti per l'affido e le comunità e abbiamo detto che i LEA devono essere garantiti e abbiamo detto alla fine che anche il servizio età evolutiva nella psichiatria deve essere potenziato per garantire gli interventi per i disabili, perché il 2%, fatti i conti quanti sono, e non vengono fatti gli interventi che devono essere fatti con la scuola, non vengono fatti gli interventi di riabilitazione che devono essere fatti, non vengono fatti gli interventi con la famiglia che dovrebbero essere fatti. Allora, dove stiamo andando? Quindi, queste sono le nostre concludo,
dicendo che, riprendendo quello che aveva detto, abbiamo mandato una lettera 2 mesi fa dicendo queste cose a Draghi e al ministro Speranza, perché sono in questa lettera che volete, se volete, chi me la chiede gliela mandiamo, sono 3 paginette, in cui diciamo che praticamente, siccome Draghi nel discorso della fiducia alle Camere aveva nominato i servizi territoriali e specificatamente i consultori familiari, e Speranza aveva continuato a dire di investire sul servizio sanitario nazionale territoriale, allora abbiamo fatto questa letterina, e non so se, come dire, che fine farà. Sta di fatto che qualche giorno fa è uscita una nota del Ministero della Salute dicendo che Speranza stava facendo un decreto per assumere 600 psicologi in Italia per i minori, soprattutto in riferimento alla questione della pandemia, però come dire, non sono tantissimi, ma è un segnale, diciamo così, anche se c'è scritto che sono a tempo determinato, la solita storia, insomma. Quindi, comunque noi abbiamo fatto anche questo passaggio dicendo che ci vuole un consultorio c'è scritto nel documento, ogni 25-30 mila abitanti. Voi pensate se ci fosse, vuol dire che la gente ci va tranquillamente, che è fuori di casa, che è nel proprio paese o nel paese vicino, e al consultorio la gente ci va tranquillamente, ci vengono tutti gli stranieri perché non sanno dove andare, e avremo la possibilità di fare l'ira di Dio con queste persone. Niente, non c'è la possibilità perché non ci sono i professionisti, non ci sono le risorse. Ma dove andiamo a finire? Altro che antisocialità, altro che psichiatrizzazione, altro che devianza. E finisco con quella idea che aveva avuto Bisato, perché secondo me è fondamentale, non so se ci sia questa sera. Lui aveva detto: primo, bisogna conoscere per deliberare, perché a forza, cioè, parlandone diverse volte, ha capito un po' come stanno le cose. Ma poi ha detto la seconda cosa, secondo me importante. Ha detto che quando si vanno a fare questi tavoli e prendere queste decisioni, bisogna avere anche, ne ha parlato lui, un esperto, un qualcuno che affianchi, come dire, gli amministratori in queste decisioni. E nelle decisioni dei servizi dei comuni, per definizione, hanno il loro personale, ma devono avere un esperto che sa delle cose che deve fare l'ULSS, perché altrimenti, come dire, o accettano sequamente quello che dice l'ULSS, oppure hanno un proprio esperto per ogni area, ci vuole un esperto per ogni area che affianchi i sindaci, perché il sindaco non può sapere tutte delle cose che ho detto io stasera, perché sono frutto di 30-40 anni di esperienza e della specifica conoscenza di questa materia. Quindi devono avere l'aiuto di qualcuno. Pare che Alessandro abbia intuito e abbia capito questo. Naturalmente, finisco tutto quello che io ho detto adesso, noi lo stiamo portando in regione da anni, è una competenza, poi queste risorse devono arrivare dalla regione ed essere ridistribuite all'interno dell'ULSS, ma non è che l'ULSS adesso non può fare perché deve aspettare le risorse della regione. L'ULSS all'interno del proprio budget deve fare queste cose. E allora, evidentemente, potranno tagliare qualcosa o fare qualcos'altro di meno e fare questo e chiedere anche dei finanziamenti in più. Però, come dire, non è che l'ULSS può dire non ho le risorse, non può rispondere così, perché se abbiamo il servizio di ortopedia, il reparto di ortopedia, di oncologia, di cardiologia, eccetera, questo è altrettanto importante, anzi le norme internazionali e nazionali dicono che prima viene questo. E quando diciamo queste cose qua, dicono che siamo un po' degli utopisti, ma non siamo utopisti, noi vogliamo curare le persone che hanno bisogno di essere curate, insomma. Ecco. Ho chiuso. Grazie Paolo, veramente per la completezza, l'approfondimento, la passione, veramente hai lanciato una palla importante che tutti gli amministratori devono assolutamente cogliere. Rubo solamente 20 secondi per dire che oltre a piangere il cuore perché non dare questi servizi, tu l'hai detto tanto, cioè non investire nei problemi dei minori, dei bambini, è proprio una cosa che
che grida vendetta al cospetto di Dio fa doppiamente male, sapendo che negli anni 70 e 80 il Veneto era probabilmente la regione più avanti d'Italia in tutte queste Esatto. cose. L'hai accennato, alcune cose che sono diventati standard sono state sperimentate e inventate il Veneto. Esatto. Ricordo una cosa tra le numerose, i bambini con la sindrome di Down non andavano a scuola. Questa sperimentazione di inserimento nelle scuole dei bambini, tra virgolette, normali, è stata fatta in Veneto, ok? I primi in Italia, nei primissimi anni 70, per dire una cosa, una tra le centinaia che mettevano veramente il Veneto in prima fila per tutti questi servizi. Quindi evidentemente si è proprio scientificamente voluto distruggere questi servizi e questo è doppiamente grave e questo ci chiama a una battaglia doppiamente forte. Passo la parola ad Anna per la prospettiva di un amministratore locale. Anna, prego. La prospettiva di un... Sì, Anna grazie. Barzon, allora Sì. consigliere comunale a Padova e referente dell'area sanitaria sicuramente del Padovano e della provincia di Padova. Sì, Prego. nell'ambito del mio ruolo di consigliere comunale presiedo la commissione che si occupa di sanità e sociale. E un paio d'anni fa abbiamo avuto ospite anche il dottor Rigon, dicembre del 2018 per la precisione, quindi prima del documento che abbiamo visto adesso, fatto nel maggio del 2019. Il panorama che ci ha offerto il dottor Rigon è veramente deprimente, perché il fatto che tutto questo succeda soprattutto per una situazione di ignoranza è pesantissimo da capire e da portare sulle spalle. Il riuscire a far comprendere certi problemi è veramente una cosa difficilissima, è un'impresa titanica. Bisato, come ha detto lei, Paolo, giustamente ha detto bisogna avere a fianco degli esperti. Certo, degli esperti, perché secondo me a questo punto la prospettiva è quella di riuscire a far comprendere ai nostri sindaci come si devono muovere. E io penso che la leva maggiore sia proprio quella che in qualche modo era sottolineata in una delle ultime slide, dove si diceva i LEA sono a carico del Servizio Sanitario Nazionale dal 2017. E forse offrendo ai sindaci la prospettiva che questo per loro vuol dire risparmiare, forse si muoveranno nel modo che sarebbe opportuno, più opportuno. E abbiamo visto che le difficoltà sono in tutto, quindi da dove cominciare? Probabilmente sarebbe necessario iniziare dai consultori familiari, come abbiamo visto anche fino adesso, perché il fatto di averli depauperati nel tempo, delle risorse e aver portato via di fatto i servizi offerti hanno allontanato anche le persone. È vero che non ci sono persone che si rivolgono, che si sono ridotti i numeri. Perché? Perché se non trovi risposte non ci vai, questo è il fatto. E sapere che ci sono così tante persone, così tanti ragazzi, bambini che non hanno gli interventi necessari è veramente una cosa che per me è intollerabile, ritengo sia intollerabile, dovrebbe esserlo per tutti gli amministratori e a tutti i livelli. Ma la sensibilizzazione su questo problema, su questi argomenti è davvero, ma davvero difficile, perché secondo me in questi anni siamo andati proprio verso le politiche che guardano all'oggi, neanche al domani, all'oggi. Quindi tutti i problemi che in prospettiva ti danno dei risultati a medio termine, non dico lungo termine, ma a medio termine, vengono trascurati. Ecco perché non si guarda a cosa succede oggi ai bambini, o meglio, cosa succederà domani ai ragazzi, e non si seguono i bambini. Questo succede. E un'altra cosa che mi viene da sottolineare come amministratore è questo fatto di queste attività
che si fanno in ambito di progetti, che vengono fatti i bandi, si fanno questi progetti, ci si lavora. Io penso anche che nella maggior parte dei casi venga fatto in modo serio e molto accurato, ma questi finanziamenti hanno una scadenza. Quindi queste attività che vengono messe in campo con bandi che hanno 2-3 anni di durata, dopodiché non si sa che cosa succeda. E tutto perché? Perché i finanziamenti a queste attività non sono una cosa stabile e definita. Nei bilanci della regione le voci sono minime. Tutto ciò che arriva di fatto sono con gli assestamenti di bilancio. E questo non può andare avanti, perché altrimenti come si fa a programmare e costruire veramente dei percorsi? E questo è anche il problema di fronte al quale poi si trovano i comuni. Io sono a Padova, come si diceva, i comuni capoluogo di provincia sono organizzati, lo sono per forza di cose nel tempo, perché è successo così, non è che sia una vera e propria scelta. Adesso si trovano in questa situazione, quindi hanno dei settori completamente strutturati che però sono carenti di personale, perché con il blocco delle assunzioni sicuramente anche il personale dei comuni non sono sufficienti, anzi, e quindi ci si trova in un vortice dove le soluzioni, infilarsi per trovare la soluzione è veramente difficile. L'unica cosa che si può fare proprio veramente con i piani di zona che partono adesso, il lavoro per i piani di zona che parte adesso, entro il 31 dicembre, di riuscire a fare dei veri e propri ragionamenti e mettere in campo quello che forse è stato fatto con i primi piani di zona, cioè proprio essere incisivi, puntuali, tecnici nelle proposte e nelle risposte che si esigono. A me è capitato di vedere i piani di zona fatti anche una decina di anni fa, 5-6 anni fa, il penultimo, diciamo, momento del piano di zona. In qualche modo c'era stata la condivisione con i portatori di interessi, però di fatto si vedeva che l'impostazione era solo ed esclusivamente dell'ULSS e i comuni in qualche modo mettevano qualche pezza. Non può funzionare così, non può, perché sono i territori che devono dare le risposte e che possono dare le risposte in ambito di programmazione. Quindi io credo che questa occasione, perché così è, di questi piani di zona siano i punti sui quali anche come Partito Democratico dobbiamo stimolare e supportare i nostri sindaci, i nostri amministratori per riuscire ad avere dei risultati, soprattutto dove, come abbiamo visto, le leggi ci consentono e ci danno gli strumenti per poter avere le risposte. Quindi è un grande lavoro e io credo che comunque ce ne dobbiamo fare carico, perché sono poche le situazioni organizzate come in qualche modo lo siamo noi come Partito Democratico, con tutti i nostri pregi e i nostri difetti. Io chiudo qui perché lascio spazio anche per eventuali interventi. Grazie. Grazie mille Anna, sintetica ma estremamente densa e piena di contenuti, quindi grazie mille. Tra l'altro su questo credo che il nostro ruolo anche nei comuni dove governiamo è di trascinare anche in un dialogo, in una riflessione anche sindaci di altre estrazioni politiche. Quindi so che viene fatto, Bisato, voi di Padova e insomma anche gli altri amici che stanno governando le città, però cercano di fare squadra anche con i sindaci della Lega. Comunque, scusa, se riprendo un attimo, secondo me una delle grandi difficoltà che si incontrano per far passare questi pensieri, questi argomenti, queste problematiche, è che queste questioni non arrivano mai in consiglio comunale. Allora, non è un luogo, il luogo della discussione non è il consiglio comunale, dove
possono arrivare le voci, non perché sia fondamentale, però non se ne parla mai se non al momento del bilancio del comune, dove devi decidere le spese correnti dove vanno. Cioè, questo è uno dei problemi, che non riesci a far sensibilizzare e a sensibilizzare la parte amministrativa politica su questi argomenti, perché non c'è un luogo di discussione. E questo è veramente un problema, cioè che non saprei da che parte prendere, però è un dato di fatto. Possiamo prenderci un impegno congiunto di formulare una mozione da far divulgare in tutti i consigli, perché noi o in maggioranza un po' meno e in minoranza un po' di più, ma siamo dappertutto, e quindi una mozione da far votare in tutti i consigli, almeno se ne parla e la prepariamo, ci prendiamo questo impegno, Anna, io, Francesca e Paolo, visto che davanti a tutti, e prepariamo questa mozione, quindi almeno nei consigli, in vista dei piani di zona, lo facciamo così, di sensibilizzare, in vista, menzioniamo gli articoli nuovi gli articoli dei LEA del 2017 e quant'altro fondamentale per inquadrare. Quindi questo potrebbe essere una prima cosa pratica che ci prendiamo l'impegno. Sì, certo, un atto, un qualcosa che può stimolare, perlomeno sì, ci sì. proviamo, certo. Poi magari non lo voteranno in tutti, vabbè, però lo presentiamo in tutti, cioè con questa forza sicuramente ce l'abbiamo in tutti i comuni, quindi perché siamo presenti ottimo. dappertutto, anche se non siamo in maggioranza, quindi come consiglieri comunali o simpatizzanti, insomma. Ok, Va grazie bene. mille Anna. Grazie Allora, a te. Francesca Zottis, vicepresidente del Consiglio regionale Veneto, membro della quinta commissione sanità, e quindi Francesca tu ci porti la prospettiva un po' regionale in tutte le serate, questo lo ricordo. Abbiamo deciso, e le ringrazio, che fossero sempre presenti tra i relatori o Francesca o Anna Maria Bigon, scusate che disattivo un po' di audio, ok, dimenticati, proprio per avere il collegamento sempre diretto con le nostre consigliere regionali, per favorire il dialogo di integrazione, la prospettiva, per dare il senso che gli amministratori locali, noi stiamo parlando dell'ambito sociosanitario, sociale, sanitario, sociosanitario, questo vale per tutti i temi, ma insomma questo è il tema di queste conferenze, che c'è la sponda a livello regionale, che c'è un continuo, e quindi le ringrazio perché saranno presenti appunto in tutte le serate, lo sono state e lo saranno da qui alla fine di questo corso, e quindi grazie Francesca, a te la parola. Grazie a te Claudio anche per l'ultima proposta e grazie a dottor Rigon per il passato e il futuro a cui dobbiamo molto, perché credo che quelle schede dopo ritorno di cui lui parlava siano molto utili anche a noi in quinta commissione, e poi ci ritorno, e anche le proposte che ha fatto e quando potersi anche inserire per quanto riguarda sia il piano dell'adolescenza sia gli altri interventi che possono essere contenuti nel piano dell'adolescenza, ma possono anche essere affrontati prima della definizione del piano, perché altrimenti chiaramente cominciamo ad andare sempre più lunghi. Io parto da alcuni dati perché giustamente all'inizio si è ricordato che noi abbiamo diversi documenti, tra i quali anche il piano della povertà, e in più c'è anche la famosa legge sulla famiglia, poi ci ritorno su questa. Nel piano della povertà, proprio do solo due dati e poi sintetizzo. Ci sono alcune cose assolutamente interessanti, anche se sono dati ante-Covid. Allora, c'è un dato post-Covid che non è contenuto, ma è un'esperienza che io sto raccogliendo da alcune persone, insomma, che sono inserite nel settore della pediatria, e purtroppo quello che si diceva prima, dottor Rigon, che si sta scaricando sui servizi sociali, si sta scaricando molto anche purtroppo sui reparti di pediatria, in cui i problemi degli adolescenti che noi leggiamo sulla stampa, che stanno aumentando da un punto di vista anche di problemi psichici e psichiatrici, non trovano soluzioni nel territorio, in un sistema di rete interprofessionale e intersettoriale, e stanno sempre più arrivando all'interno dell'ospedale in una situazione che chiaramente non è quella
che riesce poi a realmente supportare e farsi carico della persona e della famiglia, perché non c'è né la struttura da un punto di vista fisico né la struttura da un punto di vista di professionalità e di continuità di cura. E questo è un primo elemento post-Covid che fa vedere come la situazione che si raccontava prima sta assolutamente esplodendo in modo assolutamente peggiorativo rispetto anche al passato. Fronte Covid noi avevamo un indice di povertà in Veneto che dal 2017, che era il 6,1%, nel 2018 è passato al 7,9%, quindi è aumentato. A questo noi dobbiamo fare proprio riferimento per quanto riguarda la povertà che tende a trasmettersi sempre di più tra una generazione all'altra, e la povertà minorile nel dato del 2018 arriva al 14,8%. Questo porta con sé un altro dato, che è quello dei giovani non impegnati in attività lavorativa né inseriti in percorso scolastico. Il piano della povertà è arrivato in quinta commissione una settimana scorsa. Io ho chiesto un aggiornamento di questo dato sui giovani impegnati in attività lavorative non inseriti in percorso scolastico, perché nel 2018 c'era stato un leggero decremento, ma giustamente, sono con molta franchezza, la dottoressa Midana ci ha detto: guardate che purtroppo è un dato invece che è aumentato congiuntamente con l'aumento della povertà generale, sia in Veneto, che si è allineata a quella di tutta Italia. Noi eravamo leggermente sotto, e del nord in generale, e per cui ci sono questi dati che, incrociati di per sé, dovrebbero aumentare l'allarme che prima è stato lanciato dal dottor Rigon. Quello che secondo me ci sono tre macro aree sulle quali noi potremmo inserirci, anche pensando a una mozione, e sulle quali riprendere, sì, richiedendo che venga fatto il piano dell'infanzia e dell'adolescenza non fatto, visto che adesso abbiamo anche quello nazionale, ma anche cercando di riportare questo dibattito proprio in quello che sarà il piano triennale delle azioni per la legge per la famiglia, che dovrebbe arrivare nelle prossime settimane, nel prossimo mese, all'interno della quinta commissione, e anche in quello che dovrebbe essere la ridiscussione, il riallineamento e la verifica del piano sociosanitario. Per quello che chiedevo a Paolo, se potevano di acquisire anche quei dati che stanno elaborando, e magari poi ci sentiremo per un confronto, perché questi sono due elementi che, unitamente alla discussione dei piani di zona, potrebbero esserci assolutamente utili e indispensabili per fare una sensibilizzazione verso l'esterno, ma per poter anche cominciare a portare dei risultati verso l'interno, nel cercare anche di riallineare quello che è una dotazione organica che è scritta sulla carta, ma che non è ancora stata effettuata in modo completo, in modo estremamente parziale. E le tre aree su cui io volevo soffermarmi, dando anche degli altri dati che sono significativi proprio per l'azione politica e culturale che va anche fatta, sono tre. Uno è sicuramente quello dell'organico dei servizi, in una visione che dicevo prima di interprofessionalità e intersettorialità. Cioè, quando discutiamo anche all'interno dei piani di zona e nei tavoli, si parla spesso di partecipazione, che giustamente prima è stato detto da chi lo vive direttamente è molto parziale, ok? Dovrebbe essere, secondo me, fatta anche una verifica se, come prima c'era un dettaglio, se c'è realmente questa interprofessionalità e intersettorialità. Questo lo dobbiamo chiedere noi in quinta commissione, ma devono essere chiesto anche dai sindaci e anche dagli amministratori all'interno dei piani di zona. Perché altrimenti rimaniamo su una discussione sempre molto alta e molto quasi, scusate il termine, quasi supina nei confronti del direttore generale, che chiaramente, del direttore del sociale e della sanità, chiaramente viene a portarti alcuni dati, ma tu non hai la possibilità o non hai la materia in mano per andare a verificare se le professioni utili a quel tipo di servizio ci sono tutte o meno. E qui faccio un altro appello che abbiamo iniziato con Anna Maria Vigon, e io voglio continuare su questa battaglia, che è quello: ci sono le aree carenti di medici, ma ci sono le aree carenti di pediatri. Guardate che anche sul settore della pediatria di base noi ci possiamo trovare in un sistema assolutamente di carenza. E questo è un problema, perché il pediatra per una famiglia è un primo elemento di confronto anche per il percorso che il proprio figlio può fare in caso di problematiche sanitarie, sociali, psicologiche, psichiche. È un problema estremamente grave. E anche su questo io faccio un appello su quelli che sono, perché deriva anche dai pediatri, la verifica di quello che è successo col Covid. Perché quello che è successo col Covid è che quest'area è stata abbondantemente dimenticata e lasciata sola. E questa è un'altra cosa che porteremo all'interno anche della commissione
che verrà attivata per quanto riguarda il Covid, perché altrimenti ha ragione il dottor Rigon, sembra quasi che culturalmente noi ci dimentichiamo di chi sta prima e discutiamo molto spesso di chi sta dopo, quindi gli over 18, ma anche in termini di formazione, ma abbiamo quasi una dimenticanza di chi esiste prima e di che i problemi si verificano e si sviluppano molto spesso proprio nella prima età e anche nella prima infanzia. E su questo dico, quindi c'è questo problema degli organici dei servizi, noi avevamo sollevato il tema, l'avevo sollevato io anche in fase di bilancio, di consultori, e su questo ritorneremo. C'è un tema di formazione che significa anche prevenzione, che si fa riferimento anche a quello che è il rapporto internazionale dell'Ufficio regionale europeo dell'OMS, quando ci dicono che ci sono, diciamo, il 24% dei ragazzi sotto i 15 anni ha già avuto un primo rapporto, dopo spiego perché sto parlando di questo, un primo rapporto sessuale, il 15% ce l'ha avuto senza alcun tipo di protezione. Il 20% dei quindicenni ha avuto già un'esperienza traumatica con l'alcol. Il 10% dei giovani parla dei propri problemi con molta più facilità in internet, ma vorrebbe avere un luogo di ascolto e di condivisione. Quindi nei giovani c'è la consapevolezza della ricerca di un luogo di condivisione, tra l'altro con valori altissimi, perché se noi guardiamo sempre queste statistiche ci dicono che i giovani vorrebbero parlare di integrazione, vorrebbero parlare di diversità, vorrebbero parlare di ambiente, quindi c'è una sensibilità alta che non trova un luogo di confronto reale. Nel piano nazionale, giustamente, rimettono al centro su questo, e questo secondo me è assolutamente centrale, la questione anche della lotta al cyberbullismo e dell'educazione della sessualità, della parità di genere, dell'affettività fin dalla prima infanzia. E questo è un elemento che insomma andrebbe riportato anche all'interno della Regione Veneto, perché parlarne chiaramente in modalità diversa e con percorsi diversi, fin dalla prima infanzia, parlarne anche all'interno dei tavoli di zona per capire dei piani di zona, quali sono i progetti. Oggi io ne parlavo col mio sindaco in merito a un'esperienza che stiamo facendo noi qui con Gifoni, il festival. Quali sono anche i progetti che non sono progetti, giustamente prima diceva ci vuole continuità ed è qui che intervengono i piani triennali della povertà, il piano triennale della famiglia, che dovrebbe intervenire il piano dell'infanzia e dell'adolescenza. Quindi non solo progettualità estemporanee, perché questo è un problema anche per i consultori pesantissimo e anche per i centri antiviolenza per le donne, per esempio, perché non riesce a fare progettualità, ma anche con una visione di coinvolgimento vero su progetti di sperimentazione che partano, diciamo, con delle collaborazioni territoriali con le ULS che prendono in considerazione queste richieste di aiuto dei giovani che poi si rifugiano purtroppo, invece si esplodono purtroppo in problemi che diventano problemi psicologici o addirittura alle volte problemi psichiatrici di non poca rilevanza. Prendere queste cose dalla prima infanzia, rendendole gioco, rendendole teatro, rendendole quindi dei momenti anche proprio di convivialità, andrebbe a soddisfare quella domanda che i giovani ci stanno facendo e probabilmente andrebbe a dare anche una risposta concreta a quelle che sono delle richieste di sostegno. È evidente che tutto questo si basa sul fatto di avere gli organici sufficienti, perché se noi non abbiamo organici sufficienti in termini di qualità di professione, quindi di integrazione di rete di servizi, che è quello che stiamo cercando di portare avanti in questa commissione, e dall'altro di numero di personale, perché questo è l'allarme che almeno a me viene comunque sempre dato sia da chi lavora nel territorio sia da chi lavora in ospedale, è evidente che se queste due cose, quantità e qualità, non arrivano, noi stiamo discutendo di gran poco. Quindi il primo lavoro da fare è quello che ci diceva il dottor Rigona all'interno del piano di zona di commissione, la verifica con l'esterno. L'altro diciamo macro area, quindi organici di servizi, formazione, che significa anche prevenzione, e poi i percorsi di studio e di accompagnamento, sulle quali è un'altra macro area sulla quale noi dobbiamo comunque avere un percorso dettagliato sia all'interno diciamo, di quelli che sono i percorsi poi che possiamo mettere in moto come regione, come Stato, di accompagnamento dei giovani e di sviluppo della propria emotività, del sviluppo della propria professionalità, dello sviluppo delle proprie competenze, che essi abbiano delle disabilità o non le abbiano, ok? E questo si verifica sempre con un piano di interprofessionalità e intersettorialità, ma anche su quello dei percorsi di studio con un maggiore, diciamo anche qui, compartecipazione di quelli che sono i luoghi scolastici.
mettendo a sistema quelle che sono delle esperienze che esistono già all'interno della Regione Veneto, ma che molto spesso sono abbandonate alla buona volontà degli amministratori locali, che non portano loro stessi questo elemento all'interno dei piani di zona, perché quello che anch'io spesso discuto anche con gli amministratori che conosco è il perché queste cose non si inseriscono dentro i piani di zona quando invece dovrebbero essere inserite per diventare sistemiche, per avere, cioè, da un punto di vista sanitario chiaramente, aggiornare e rispettare quello che è previsto, e da un punto di vista invece di integrazione anche sociale, per richiedere eventualmente le risorse nei piani deputati e rendere organici i piani, perché l'altra battaglia che per quanto mi riguarda io sto facendo è quella dell'organicità dei piani. Io non posso avere un piano della povertà, un piano dell'infanzia e dell'adolescenza, un piano della famiglia che non sono organici tra di loro e non fanno una verifica gerarchica della sostenibilità, e alla fine mi ritrovo con tanti bei progetti, ma che sono comunque progetti a scadenza e quindi non hanno una visione, diciamo, nel medio e nel lungo termine, non hanno un monitoraggio se quello che sto facendo è risponde realmente alle attività dei sistemi sanitari e alle condizioni di vulnerabilità del sistema. Perché questo è un altro tema che secondo me noi dobbiamo verificare con quegli indicatori iniziali che ci diceva il dottor Rigon. Quindi, a parere mio, se noi riusciamo a mettere in piedi una mozione che consideri i tre macro assi, poi possiamo riparlarne, però questa chiaramente adesso è una proposta in itinere, sugli organici, la formazione, il percorso di studio, quello che è quindi un sistema di realmente assistenza, crescita, supporto, presa in carico, che rivoluziona anche in qualche modo quello che è stato negli ultimi anni una dimenticanza della fascia dei minori e degli adolescenti. Siamo probabilmente a fare una doppia operazione, che è quella che diceva anche Anna prima, di una sollecitazione anche culturale, formazione amministrativa e anche politica, e dall'altra probabilmente a rendere questo tema finalmente un tema centrale e non un tema secondario. E ritorno, guardate, la questione dei pediatrici per me è centrale, perché è il simbolo di come questa parte, questo tema sia estremamente poco sensibile. Quando ci fa un comunicato stampa sulla carenza dei medici, bene o male, hai tre colonne, quando fai, è vero che può avere anche un impatto diverso, ma l'impatto diverso lo guardato anche in prospettiva, non solo in termini di numeri secchi, hai una colonnina. Anche quando dici cose relative al Covid, cioè che c'erano per esempio insomma, delle cose, da un punto di vista, adesso scusate se sbaglio il termine perché ci sono un sacco di medici, quindi mi prenderò un sacco di parole, ma da un punto di vista anche di tecnologie, non erano sufficientemente aggiornate rispetto a quella che era la situazione, le dotazioni. Non erano sufficientemente, parlo anche dei tamponi stessi, perché, e questo è un tema che va posto, perché è poco attenzionato e è semplicemente un indicatore di quanta poca attenzione ci sia sul tema. L'altro aspetto, visto che inizialmente ne abbiamo parlato di donne, poi chiudo, oltre, c'è sicuramente, noi abbiamo presentato tre proposte di legge, una sul bilancio di genere, una sul codice rosa, che rientra quindi, e uno anche sul diritto di libertà. Però quello che ci terrei è l'aspetto proprio legato anche al codice rosa e tutto lo sviluppo che andrà verificato e fatto all'interno della discussione anche della revisione del piano sociosanitario su quella che è la medicina di genere, tema che si inizia a trattare a livello nazionale, si è trattato da tempo, però si inizia per me anche a livello nazionale, che andrà portato anche a livello, diciamo, regionale in modo un po' più specifico, fa sempre parte di quello che dicevo prima sulla prima macro area degli organici dei servizi, del fatto di operare anche in una visione di interprofessionalità e intersettorialità. Grazie. Grazie a te, davvero, sei stata molto precisa, competente, quindi hai aggiunto ulteriori prospettive, visioni, e grazie davvero Francesca. Allora, io aprirei il dibattito e quindi decidete se preferite alzare la mano, per chi non sa alzare la mano, insomma chiede la parola a voce, oppure se preferite scrivere in chat. Ci sono degli applausi per tutti voi e questo
questo è arrivato, quindi evidentemente il tema è importante e l'avete sviscerato veramente bene, quindi siamo molto contenti. E una mano alzata, non riesco a capire chi sia, però un attimo solo che la trovo. Luciana, prego. Claudia, eccoci qua. Buonasera a tutti. Io sono Luciana Sergiacomi, sono la Presidente della Commissione Pari Opportunità del Comune di Padova. Saluto il dottor Rigon perché ci siamo conosciuti ormai da tanti anni, proprio in tema di minori, abbiamo partecipato a molti tavoli, molti protocolli. Ho ascoltato con grande interesse tutto quello che è stato detto questa sera e volevo appunto fare un'osservazione in più. Purtroppo anche questa non confortante in questo quadro devastante che è stato fatto dal dottor Rigon, ed è la parte che riguarda i minori coinvolti nella violenza familiare e quindi in un problema ancora più ancora grave, e un problema che riverbera fortemente su quello che poi è il tema generale della violenza contro le donne, che si sviluppa, ahimè, prima di tutto all'interno delle famiglie e quindi coinvolge direttamente, questo lo sappiamo, lo sa chi lavora a vario titolo sull'argomento, quanto i minori siano coinvolti in queste storie e quanto tutti gli interventi che riguardano la messa in protezione di una donna fatalmente riguardino anche la tutela minorile. Adesso in questo quadro devastante che faceva il dottor Rigon, ovviamente entra la carenza dei servizi a tutti i livelli, sociosanitari, comunali, della ASL, privati, perché vediamo che c'è assolutamente un baratro rispetto al problema, a mio parere fondamentale, che è quello dell'emersione veloce dei primi sintomi della violenza e quindi la possibilità di affrontare il tema violenza prima che diventi qualcosa di ancora più grave da dover risolvere con fasi successive, quando questi episodi diventano gravi al punto tale da dover ricorrere alle case di prima accoglienza, agli allontanamenti o al penale con procedimenti sui reati più efferati di cui purtroppo tutti quanti siamo a conoscenza. Quindi c'è una fase che chiamiamola di prevenzione vera, di prevenzione importante, che è quella dell'emersione dei primi sintomi della violenza e che coinvolge per primi i minori, che molto spesso sono le cartine al tornasole che fanno balenare che qualcosa all'interno della famiglia non va, e la cui voce invece non viene recepita perché mancano appunto i terminali giusti dove queste voci possono essere ascoltate. Sto pensando ai tribunali, sto pensando a tutti i ricorsi, io faccio l'avvocato, quindi sto pensando a tutti i ricorsi che si fanno laddove si evidenzia una situazione di pericolo, di violenza che non si è ancora scatenata in maniera efferata, e sto pensando alla risposta: affido dei bambini ai servizi, verifica della situazione, relazioni che non arrivano, relazioni che quando arrivano fanno schifo, scusate, perché così è, perché sono incomplete, perché sono superficiali, perché c'è della gente che poveretta salta da un consultorio all'altro, e quindi anche questo è un aspetto fondamentale. Questo per rispondere ad Anna a proposito della domanda: non possiamo portarlo in consiglio comunale perché sono argomenti che a volte sfuggono. Ricordiamoci che la Regione ha promosso un protocollo di rete contro la violenza, che il Comune di Padova nello specifico si è reso capofila per quanto riguarda ovviamente la sua zona territoriale, che questo protocollo sta andando avanti piano piano con la raccolta formale delle firme e che speriamo prima o poi si concretizzi, e sull'importanza che questo lavoro di protocollo, di rete, perché poi la parola protocollo ormai ci piace poco, ma la parola rete ci piace già un po' di più. Cioè, se noi vogliamo veramente creare questa rete e dare un contributo alla regione che ce l'ha chiesto, alle altre zone, agli altri comuni, cosa dobbiamo fare? Dobbiamo fare due cose: a, vedere cosa esiste, che cosa già c'è, che cosa si può utilizzare e quello che non si può utilizzare, perché
perché non funziona. Cioè già questo è il primo lavoro di screening a proposito di tutela di minori. Poi cominciare a lavorare sul rispondere alla grande domanda, dottor Rigon, chi fa cosa? Perché io che ci lavoro da una vita, lei che ha massima esperienza di tutto quanto, tutti noi che oggi siamo collegati, io ancora adesso cioè, non ho esattamente chiaro il chi fa cosa. Perché la ASL è vero, ha il compito di finanziare, di autofinanziarsi, di chiederlo alla regione, di chiederlo allo Stato, poi c'è il rimpallo con i comuni che non sa che la ASL deve pagare determinate cose e deve fornire determinati servizi autofinanziandoli, e poi ci sono evidentemente delle strane dinamiche all'interno e della ASL e del comune che non facilitano questo tipo di, come dire, di chiarezza. E allora forse la vera risposta è il primo schema che noi dovremmo portare ai nostri sindaci, ai nostri amministratori per poterli aiutare a gestire le cose, è proprio uno schemino con scritto chi fa cosa. Tu devi fare questo, questo e questo, l'altro deve fare queste altre cose. Forse lavorare su questo ci potrebbe aiutare. Mi taccio. Grazie, guarda che io sono famoso per cogliere tutte le buone idee, però dico, comincia tu a fare questo schemino e poi noi lo completiamo. Ci stiamo lavorando e noi della regione lo divulghiamo, per cui in riunione in realtà stanno tutti zitti perché sanno, buona idea, no, io sono piena di schemini, sono piena di schemini. Noi ci impegniamo poi a divulgare il vademecum del chi fa cosa, oppure ricordati, questa è sottilea, perché alcune cose sono molto pratiche. Lavorando molto sul protocollo ti assicuro che addirittura con i disegnini, non con gli schemini. Va bene, allora dai, se ce lo fai avere lo integriamo e poi lo divulghiamo. Sì, è che io non saprei da sola come farlo. Cioè, okay. Il problema è questo, perché se io l'avessi chiaro ve lo farei già vedere questa sera. Il problema è che non è chiaro. Si parte con una bozza che poi tante intelligenze e competenze integreranno. Dottor Rigon, le propongo una collaborazione in questo senso. Sì, ma ce l'hai con tutti noi, anche altri che stanno ascoltando. Bene. Ci sono due domande, cioè due interventi. Allora, il primo di Gabriele, il secondo di Gabriele Petrolito, poi Francesco Sapco. Nel frattempo che Gabriele accende il microfono, c'è anche una domanda diretta al dottor Rigon. Se questa situazione disastrosa dei servizi per l'infanzia e adolescenza è proprio generalizzata in tutte le ULSS del Veneto, o se qualcuna in qualche modo si salva per migliore organizzazione, personale adeguato, preparato, oppure cioè, se non ci sono un po' di oasi almeno a cui fare riferimento per dire, beh, questi qui ancora sono riusciti a salvarsi. Se vuoi rispondere subito, se è rapido, Paolo, oppure se vuoi tenertelo per commenti finali, decidi tu. Ne parlo dopo che dico anche altre cose, va bene? Faccio un unico intervento. Ok, perfetto. Allora segnati questa domanda. Aveva chiesto quindi prima Gabriele. Chiedo a tutti se riuscite di fare interventi mirati, così tutti possono parlare. Velocemente, c'è un tema che era già emerso in altri incontri e che è ritornato prepotentemente, ritornerà ancora, quello dei sindaci. Paolo ha parlato dei sindaci credo una trentina di volte e quindi qui è importante stasera che dopo la proposta bellissima, il complimento con Claudio, dell'ordine del giorno nei consigli comunali, e dobbiamo veramente pensare di aiutare i sindaci sul discorso del piano di zona. Io non so se quello che accade nell'ASL 3 di Venezia è diverso da quello che accade da altre parti, ma qui la regione ha finanziato con un progetto l'Università di Capesaro, la quale ha fatto un corso e praticamente diciamo ha predisposto la scrittura sotto dettatura del piano di zona straordinario e c'è già tutta la premessa perché ci sia la scrittura sotto dettatura anche del piano di zona definitivo.
Quindi voglio dire, dovremmo effettivamente, anche se è un po' complicato, pensare con l'aiuto anche di esperti come Paolo per esempio, di preparare delle schede per i nostri sindaci, quali, come abbiamo visto già l'altra volta, si trovano in una struttura, la conferenza dei sindaci, il comitato dei sindaci, che per come è fatta, per come funziona, non avendo il supporto di tecnici, deve solo fare la bollinatura di decisioni prese dalla ASL, e le quali a loro volta sono ispirate dalle linee regionali, le quali desiderano trasferire tutta la disabilità un po' alla volta ai servizi sociali dei comuni. La disabilità trasformata il più possibile in problema sociale. E quindi insomma io la chiudo qua, quindi mi complimento con la proposta che credo sia veramente molto importante dell'ordine del giorno, ma se possibile non stasera ci riflettiamo se riusciamo a fare delle schede da poter fornire ai nostri sindaci e ai nostri assessori per il piano di zona, perché non sia scritto sotto dettatura da dei vademecum. Sì. Ok. Va bene, sì, dillo Gabriele che sei assessore alla sanità. Sì, sono assessore alle politiche sociali del comune di Milano, vicino a Venezia. Quindi da un assessore a un altro assessore, Francesco Sacco. Buonasera a tutti, sì, Di sono Mira, assessore alle politiche sanitarie e sociali del Comune di Mira perché credo che sia fondamentale questo binomio e mi complimento con quanto diceva prima il dottor Paolo Rigon, cioè socio-sanitario. Questa è la vera dizione delle politiche socio-sanitarie. Ecco, io mi pregio di questo, come dire, di questo incarico. Massima collaborazione ci vuole tra i sindaci, gli assessori e i responsabili dei servizi sociosanitari, perché sono loro tutti i giorni che hanno a contatto con le persone, quindi conoscono veramente il problema giorno per giorno e conoscono anche tutti gli individui. Anche noi ci siamo scontrati con l'ASL per quanto riguarda le spese sanitarie. Ebbene, se c'è una certa competenza, tante volte si riesce. Quindi massima collaborazione, non servono tecnici particolari, ma già le figure che ci sono devono lavorare assieme e condividere lo stesso percorso. Perché è più facile forse per sindaco parlare del piano triennale, opere pubbliche, eccetera, eccetera, come diceva appunto Paolo. Detto questo, ho ascoltato con interesse il discorso del consultorio familiare perché in prima persona ci ho lavorato, sono medico e effettivamente è vero, negli anni '80 i consultori familiari funzionavano e come se funzionavano, perché effettivamente prevaleva il concetto della prevenzione più che la cura, la prevenzione. Allora si interessava dei minori, si interessava dei teenagers, si interessava della gravidanza, ma anche come arrivare alla gravidanza, come seguire la gravidanza, gli stili di vita, la prevenzione. Allora c'era la figura dell'ostetrica che andava a casa, seguiva la gravidanza, c'era la figura dello psicologo che accettava le problematiche di carattere psicologico, c'era il neuropsichiatra infantile. Tutte queste posso confermare perché effettivamente sono robe vissute. Noi dobbiamo, come dire, in tutti i sensi, cercare di rivendicare quanto effettivamente c'era allora e che adesso non c'è più. Per questo argomento finisco qua. Un altro argomento che vorrevo trattare brevemente è quello della salute delle donne. E allora un argomento che non è venuto fuori è lo screening. Noi sappiamo benissimo che gli screening in questo periodo Covid sono stati un po' rallentati, ecco. Però mi piacerebbe, come dire, che tutto fosse ripreso come prima, ma non solo, meglio di prima. Allora faccio riferimento allo screening per quanto riguarda la donna, per quanto riguarda appunto il seno. Noi sappiamo che c'è lo screening mammario rivolto alle donne dai 50 anni fino ai 70 anni. Bene, io vedo tante ditte private che adesso si muovono nel territorio stimolando un po' la fattibilità di questo screening prima dei 40 anni. Prima dei 50 anni, scusate,
E allora se ne parlava di questo e non so, volevo chiedere anche ai consiglieri regionali se l'argomento è di attualità, cioè di anticipare lo screening nelle donne prima dei 50 anni, perché effettivamente si è visto che le patologie iniziano anche dopo i 30 anni, quindi anticipare magari intorno ai 40 anni, ecco, gli screening per quanto riguarda la neoplasia del seno, perché effettivamente sono queste patologie che se si fa in tempo una diagnosi precoce non solo salva la vita delle donne, ma anche, come dire, evita che si facciano interventi un po' più impegnativi e nello stesso tempo c'è anche un risparmio. Quindi quello che si pagherebbe con una diagnosi precoce si risparmierebbe dopo se effettivamente non c'è questa diagnosi precoce. Quindi volevo chiedere se effettivamente si poteva o c'era qualche proposta per anticipare lo screening mammografico prima dei 50 anni. Mi pare una roba sensata e molto importante. Grazie. Grazie a te Francesco. Hai completato su alcuni punti, hai lanciato qualche, come dire, domanda o stimolo ai nostri relatori. Ci sono altre domande? Non vedo mani alzate, cioè con la manina, però se volete prendere la parola abbiamo ancora il tempo per un paio di domande e poi facciamo il giro finale per i nostri 3 relatori. Quindi se qualcun altro vuole prendere la parola, adesso è il momento, se no facciamo fare il giro finale ai relatori. Allora, non vedo nessuno che si prenota o che parla o che scrive, quindi prego, farei il giro al contrario, quindi Francesca, Anna resti in mezzo e chiude Paolo che è il nostro, diciamo, relatore esterno invitato e quindi gli diamo l'onore anche della chiusura per la gentilezza che ci ha riservato di essere presente. Prego. Velocissima perché insomma, io intanto ringrazio per i vari interventi. Parto dal primo, ecco, se si può fare un lavoro insieme anche sulla questione dei protocolli, io ringrazio perché credo che alcune delle proposte che abbiamo fatto possano essere più complete se si inseriscono anche nei lavori che stanno facendo già i territori, già i commissari antiviolenza e quindi già con i protocolli attivi per quello che è stato detto. Là adesso non mi soffermo perché è tardi, sarebbe, insomma, è un argomento secondo me da sviscerare, quello della violenza e che è stato comunque ripreso anche in una serata ad hoc perché merita poi un approfondimento anche sia tecnico che politico. L'altro che diciamo quello che poi ha detto giustamente Francesco, lo sa meglio di me, questa è un'indicazione che viene data dai ginecologi più volte, quello di anticipare, quindi credo che valga la pena provare a fare una proposta, capiamo quando e come all'interno comunque della regione, anche qui possiamo provare anche con una mozione per capire se è possibile che avvenga questo, cioè che ci sia questo tipo di indicazione, questa è una cosa su cui dovremmo lavorare anche a livello nazionale. Perché è evidente che questa indicazione che arriva, l'avevo letto anche in qualche linea guida, in qualche analisi, in qualche report anche di livello europeo, quindi non è solo una questione, cioè non è una sollecitazione solo diciamo, locale o nazionale, quindi ben venga diciamo, lavorare su quello che hai detto tu, ma anche proprio sulla continuità di prevenzione in merito alle diverse patologie, alle diverse malattie che riguarda quello che facevo riferimento alla medicina di genere. E c'è qualcosa su questo, su quello che era tutto l'aspetto delle iniziative di prevenzione dell'alimentazione, soprattutto in fase di maternità o prematernità. Alcune ULSS fanno alcune iniziative in questo senso. Quello che dicevo prima, rendere organico e inserirlo all'interno dei piani come progetti organici e non lasciati solo alla sensibilità magari di alcuni territori, è chiaramente un obiettivo che secondo me vale la pena darsi. Quindi ben venga anche questo magari, ma anche sarebbe bello attivare questa attività anche di formazione, anche se il tempo è sempre molto limitato, magari in piccoli gruppi proprio per sviluppare le proposte che sono nate questa sera. Quindi grazie e a disposizione anche. Grazie a te. Direi che qualche stimolo sicuramente è arrivato e quindi sappiamo che lo cogliete tu e Anna Maria, e Francesco ti ha rilanciato la palla, ha imparato la tecnica Beltramello, quindi tu devi scrivere la proposta,
la bozza, Francesco, diciamo, della parte preventiva degli screening, che poi verrà, come dire, presa in considerazione e completata a livello loro. Quindi ci prendiamo anche degli impegni con questi incontri. Luana Calabrese ha alzato la mano fuori tempo massimo. Luana, siccome sai che il dialogo è la fonte di vita, io ti do la parola e tu mi fai la promessa che in un minuto formuli la tua domanda, il tuo pensiero, altrimenti sforiamo. Prego, Luana. Sei frizzata, non so se ci senti, forse il problema era la poca connessione, per cui mi è arrivata l'alzata di mano tardi. Luana, ci sei? Ci senti? Riesci a intervenire? No. Ok. Se si ricollega, Anna Barzon, a te la parola per considerazioni finali. Sì, intanto ho capito una cosa sicuramente stasera, che è bene fare, se uno non ha voglia di lavorare, è meglio fare il gioco del silenzio in queste riunioni. Giusto? Però se parliamo e No, basta, scherzo. poi non ci portiamo a casa degli impegni e poi ci dicono voi del PD è. Ma certo, era solo per... Anche Chiaetta un poco stasera, quindi sì, che non ci dicano che non siamo... Era solo per fare la battuta. Sì, certo. Sì, sicuramente gli stimoli stasera sono stati tantissimi, e soprattutto, come dicevo prima, perché i luoghi di discussione su questi argomenti sono veramente limitatissimi. Accenno una cosa a Francesca per quanto riguarda la violenza sulle donne, riprendo quello che diceva prima Luciana Sergiacomi. Sì, il chi fa cosa, perché anche in questo ambito veramente c'è una grande confusione, perché ci sono diverse situazioni nelle quali ci si occupa di questo argomento e nelle diverse fasi delle situazioni. Quindi sarebbe bene, in qualsiasi interventi legislativi dovessero essere fatti in quest'ambito, veramente fare uno schema di chi fa cosa su questo argomento. Quindi questa è una richiesta, la mia, più che una chiusura sulle conclusioni. Sì, e chiedo anche qui al dottor Rigon se eventualmente dovesse essere disponibile per incontrarci e assieme magari anche ad altri, proprio per preparare degli schemi per i nostri amministratori per quanto riguarda gli argomenti di cui abbiamo parlato questa sera, proprio in previsione di questa costruzione del piano di zona. Lei ci ha già fatto vedere uno schema, però forse sarebbe anche bene parlarne, quindi avere delle idee più chiare. Quindi chiedo questo e vi ringrazio anche per avermi... È una avermi... richiesta che con partecipazione attiva, quindi certo, adesso sì, obblighiamo a Paolo a dire di sì e poi quello che buttate giù è il famoso vademecum che divulgheremo. Detta anche Catena di Sant'Antonio. Detta anche Catena di Sant'Antonio, no? Sì, cioè, sì, diciamo, va sempre a cascata. Ecco, comunque grazie a tutti quanti e grazie per questo incontro, perché veramente è un momento di crescita. Grazie a te di aver partecipato, Anna, davvero. Grazie a voi. Allora, Luana ce l'ha fatta a riconnettersi. Luana, mi devi promettere che la tua domanda e considerazione 120 secondi, Luana. Prego, attiva l'audio. Attiva l'audio, Luana. Eccolo. Ecco, adesso ti sentiamo. Niente, Vai. un secondo solo. Devo ringraziare il dottor Rigon per la chiarezza e soprattutto per aver messo in evidenza che i sindaci devono studiare i LEA e l'ISEE o comunque tutta la materia sociosanitaria, che è prevalentemente sanità, risparmierebbero molto e non graverebbero sulle famiglie. Ecco, la ringrazio molto e credo di imitarla per cercare di portare ai piani di zona uno schema analogo a quello che ha fatto per l'età evolutiva,
per quanto riguarda la salute mentale, perché anche lì abbiamo 2 articoli molto importanti che devono essere rispettati. Punto. Saluto tutti e ringrazio. Grazie a te Luana. Per chi non ti conosce, Luana Calabrese è la coordinatrice di un'associazione di familiari di malati psichici, quindi della provincia di Treviso, nella provincia di Treviso, e quindi è impegnata da anni in queste battaglie per garantire i servizi a malati psichici adulti, quindi è complementare e speculare purtroppo anche loro, ne abbiamo parlato la scorsa settimana. Ok, grazie Luana. Prego Grazie a Paolo, a te le conclusioni e le riflessioni finali. No, te l'ho mutati invece che Luana. Mi senti adesso? Adesso sì, vai. Allora, scusate, ma qua con i tastini non vorrei rovinare il bel clima costruttivo che... No, guarda Paolo che te si dentro la rete adesso, cioè te che accettare. Tanto dici aspetta, sì, dopo ti dici una virgola. Aspetta, non ho ancora dirti cosa volevo dire. Allora, dicevo che non vorrei rovinare il clima positivo e costruttivo di questa sera perché qua ci sono 3-4 assessori. Noi abbiamo scritto come tavolo 6 volte negli ultimi 2 anni ai presidenti dei comitati dei sindaci con preghiera di mandare queste lettere a tutti i sindaci dei comitati. Quindi o sindaci o assessori naturalmente, no? Dipende dalle competenze. Beh, io non conosco o qualche caso rarissimo che abbiano in mano le nostre lettere. Ma le nostre lettere non sono fatte da una singola professione o una singola associazione, sono fatte dal tavolo, che ha tutti gli ordini professionali e 20 associazioni dentro. Quindi, per cortesia, per esempio, i 3 assessori presenti che io stimo, che ho conosciuto qualcuno di questi anche, si possono far dare queste lettere dai sindaci. Se il sindaco non ce l'ha, può chiederla al presidente del comitato dei sindaci e chiedere perché non gliel'ha data gli ultimi 2 anni. Perché è 3-4 anni che scrivevo. Vi hanno passato, noi le schede le abbiamo già fatte. Noi abbiamo passato a novembre dell'anno scorso, 6 novembre, mandato a tutti i presidenti dei comitati le schede per i piani di zona. Ve le hanno passate? Le avete viste? Cioè, adesso noi come tavolo le rifacciamo noi. Noi le aggiorniamo e le mandiamo per il prossimo piano di zona. Quindi il lavoro lo trovate, diciamo, in parte fatto. Se vi va bene, bene, se no modificate, ci invitate, veniamo. Io sono andato dappertutto dove mi hanno chiamato. Quindi, dove sono ste robe? Perché non ve le hanno date? Cioè, c'erano le schede con le proposte per il piano di zona dell'area, sto parlando dell'area infanzia, adolescenza, famiglie, donne, consultorio. Fatevele dare, no? C'erano 5 proposte, non 50, 5 proposte con tutte le premesse o gli obiettivi, eccetera. Allora voglio dire che una cosa importante tra persone che si capiscono, questa volta i sindaci non scappano da questa responsabilità. Questa volta il piano ce lo giochiamo, ma ce lo giochiamo fino in fondo perché ci saranno altri 5-10 anni dopo. E io vi sto dicendo, noi vi stiamo dicendo, questo tavolo così composito, che c'è una omissione di assistenza, che i bambini non vengono curati e le carte che mandiamo in giro, non le avete neanche viste. Le schede dove sono quelle proposte che abbiamo fatto? Avevamo detto in queste schede c'era la proposta che in ogni comune si facesse una sorta di piano, di progetto della comunità locale a livello educativo e socioeducativo. Avevamo proposto, dico la prima e l'ultima. L'ultima diceva, rispetto ai LEA, quali sono le risorse? Quali sono le prestazioni? 3 domande. Quali sono le risorse? Quali sono le prestazioni che fate? Quelle che non riuscite a fare? Qual è il programma per il futuro per farle? Queste sono le domande che noi, le schede che prepariamo. Queste sono le schede che i sindaci devono andare in comitato e pretendere da LULS, ma non riescono se non hanno un esperto che li affianchi a sviscerare queste cose di fronte a LULS. Perché l'altra questione è che non è che i dirigenti del LULS sono cattivi. I dirigenti del LULS sono condizionati. Io l'ho fatto per 30 anni, 40, e riuscivo a fare le cose perché andavo al di là della strada, trovavo il direttore generale Benazzi,
ogni 15-20 giorni gli dicevo, il direttore, Mantoan mi ha tagliato questo, Mantoan mi ha tagliato quello. Va bene, gli spiegavo la situazione, lui andava 2 o 3 volte finché Mantoan che faceva, e eravamo l'unica ULSS che non aveva perso un professionista, ma tutte le altre, quindi vengo alla domanda delle OSI, non ci sono OSI felici, cioè chi più, chi meno, nessuno fa queste cose, nessuno riesce a effettuare e i dirigenti si difendono, dicono sì, cerchiamo di farle, un po' le facciamo, no, i dirigenti fanno il loro lavoro, si spaccano in 4 e non riescono a fare. Io ho sentito direttori generali che dicevano che non facevano le domande di sostituzione, tutto quello che mancava, perché sennò il direttore della Mantoan si incazzava. Cioè, ma quindi io dico, tiriamo i remi in barca. La responsabilità dei sindaci questa volta deve esserci, deve esserci perché devono far inserire queste cose. Cosa devono far inserire? Intanto, se si chiamano livelli essenziali, prima di fare i voli pindarici su mezzo mondo, chiediamo articolo 24, 25, 27, 32, quelle cose che vengono fatte e quelle che non vengono fatte. E come pensano di farle? Perché devono farle, c'è scritto che devono farle, quindi non dobbiamo inventare nulla. Queste idee qua sono una mini rivoluzione, solo che sono nei cassetti. Nessuno ha tirato fuori queste cose e i dirigenti dell'ULSS non possono tirare fuori se i direttori si incazzano, i sindaci non le conoscono. Allora, cavolo, cioè la roba è semplice nel senso che quello che dobbiamo fare è abbastanza chiaro. Come farlo? Non c'è altra via che riuscire a dare degli strumenti in mano ai sindaci per fare questa cosa. Perché i direttori generali stessi sono nelle mani del direttore, il direttore sociosanitario è nelle mani del direttore generale, il direttore generale è nelle mani della regione, non deve rompere scatole e non può fare le domande che deve fare. Allora, siccome la condizione è questa e abbiamo i livelli essenziali di assistenza, per fare il minimo, vuol dire fare il minimo, l'essenziale, quello che è obbligatorio fare, facciamo questo, dopo facciamo tutto il resto. Aggiungo questo per far capire la situazione in cui siamo. Noi abbiamo in Italia 8 psicologi,5 ogni 100.000 abitanti. In Francia e in Germania sono 45, 48, 49 ogni 100.000 abitanti. Ma capite dove siamo? Siamo nel terzo, nel quarto mondo siamo. E questo qua ha tagliato gli psicologi perché non viene bene i psicologi, avete capito? Quindi noi siamo nella media delle 8,5, 8,5 nel Veneto. E in Francia 48, 49, in Francia e Germania. Ma stiamo scherzando? Qua bisogna dire, vogliamo intanto raddoppiare. Vogliamo raddoppiare. E dopo discutiamo, nel frattempo discutiamo dei livelli essenziali. Discutiamo solo dei livelli essenziali. Se fermo questo, che abbiamo fatto 3/4 del lavoro. Quindi non abbiamo da inventare nulla, tiriamo fuori questi 3 articoli e andiamo a vedere cosa che viene fatto e cosa che non viene fatto. Le figure professionali non ci sono per fare queste cose qua. Lo psicologo del consultorio, uno ogni 60.000 abitanti, ma stiamo scherzando, ma io so come lavoravano, ci sono stato di fianco, non dormivo la notte per tenerli su, perché schiantavano tutti, stanno schiantando tutti, o sono andati via. Tanti sono scappati perché non ce la fanno più, non si può lavorare in questa maniera qua. E ti arriva il maltrattamento, e ti arriva la violenza, e ti arriva la richiesta del tribunale, e ti arriva la denuncia dei carabinieri. 10 anni fa arrivava una segnalazione di maltrattamento dei carabinieri una volta ogni 15-20 giorni. Nel 2015 che ho lasciato il servizio ne arrivavano 2 a settimana. Parliamo della violenza, ma scusate, ci vuole un genio per dire che va bene i centri antiviolenza, ma il malessere e il disagio arriva ai consultori. Là possiamo trattarlo, possiamo fare mezzo miracolo, possiamo fare, o quello che si riesce a fare, insomma, ma bisogna farlo, come diceva qualcuno prima. Si parte da questo, non da quando la violenza, da quando scappai i buoi dalla stalla, diciamo così, a parte l'esempio che è schifoso. Ma il problema è che nel consultorio ci arrivano le persone e voi non avete idea quanto volentieri vengono gli stranieri. Cioè sono il doppio degli utenti in percentuale italiani che vengono e portano un sacco di problemi. E se noi aiutiamo, viene fuori quello che viene fuori dopo.
le violenze, le baruffe, l'accoltellamento, la violenza familiare, ma dove siamo? Cioè, credo che, quindi, in sostanza, dico, lavoriamo, cioè noi le schede le abbiamo già fatte, fatevele mostrare, ve le mando se me le chiedete, ma le faremo adesso aggiornate, entro luglio o settembre le mandiamo aggiornate, quindi le schede, noi il nostro lavoro lo facciamo perché siamo un tavolo composito, siamo in grado di elaborare questa cosa qua, ma sui livelli essenziali, cioè sull'elemento indispensabile, necessario. Dopo discuteremo del tutto il resto, quindi bisogna fare queste robe qua. Francesca Zotti parlava benissimo prima del discorso dei consultori. Fino a 5 anni fa, 6 anni fa, andavamo nelle scuole superiori, tutte le classi passavamo con 2 incontri o 3 di educazione, affettività e sessualità e molti ragazzini venivano dopo a parlare al consultorio perché ci avevano conosciuti, ci avevano visto che non erano delle bestie rare, che sapevamo parlare con loro. Ma poi sapete che nella mia ex-US modello c'è lo spazio adolescenti, ci vanno 2 psicologi per 3 ore a settimana, un giorno a settimana. Ma voi pensate che 6 ore di psicologi fanno il lavoro con gli adolescenti? Ma noi siamo matti. Cioè, io non ho più parole, quindi dico ai sindaci, io sono a disposizione, sto parlando con tutti quelli con cui si può parlare. Capiscono anche le cose perché non le conoscevano. Adesso basta. Adesso siamo 4 mesi. Guardate che quando dico adesso basta, vuol dire che la responsabilità devono esercitarla entro dicembre. Dopo è chiuso il discorso, dopo si fa qualcos'altro. Quindi loro hanno la loro responsabilità. Naturalmente sto parlando di sindaci perché il direttore generale, vi ho già detto in quale condizione si trova, ma i sindaci devono avere un esperto proprio per area che sa discutere delle cose che fa l'ULSS, dei LEA. Perché i funzionari del comune non li sa, o comunque si può anche discutere insieme, sarà esperto dei servizi sociali del comune, non di quello che deve fare quell'altro, e ci sono 6 aree. Io non saprei farlo per l'area anziani o per l'area dell'inclusione, eccetera. So farlo per la mia area perché ho lavorato 40 anni. Quindi i sindaci devono avere uno per area che lavora al tavolo. Ma sapete che ci avevano escluso dal tavolo? Cioè, cos'altro devo dire? Quindi parlate con i vostri, dite che siamo a disposizione, che ci siamo, facciamo degli incontri. Io sto già parlando con qualcuno di voi di loro senza far nomi, perché hanno capito e ci stiamo lavorando e ci vedremo anche fra poco, fra qualche giorno. Però, cavolo, come dire, adesso è ora di scantarsi un poco. Quindi io dico che avete fatto benissimo a fare questi incontri, questo corso. Noi del tavolo siamo a disposizione, rispondiamo a tutti. Io ho fatto anche l'anno scorso, l'altro anno, Francesca lo sa, il giro di tutti i gruppi consigliari. Anche gli esponenti della Lega mi dicono che avevo capito, però nulla di fatto. E quindi non succede niente. La Lanzarini mi risponde, siamo andati 2 volte all'anno, e ci risponde che non ha i soldi. E ho detto, assessore, lei non ha i soldi. Ma sta scherzando? Mi dice, non chiedo i soldi. Cioè lei deve, voi dovete nel budget, ma come nella sanità? Sì, nella sanità, i LEA sono sanitari, ma io devo dirlo io all'assessore che sono sanitari. Cioè nell'economia della sanità deve fare queste cose qua. Taglierà da qualche parte, aggiungerà, chiederà alla regione, chiederete al governo, farete quello che dovete fare, perché quello che vi ho detto io stasera, leggetevi l'intesa Stato-Regioni sulle linee della neuropsichiatria infantile, è scritto sta roba qua. Leggete il rapporto dell'Istituto Superiore di Sanità sui consultori, è scritto sta roba qua. Quindi non dobbiamo inventare nulla, dobbiamo fare le cose elementari e convincere i sindaci a farle perché non c'è altri che le fa, aiutandoli con un esperto al fianco. Grazie. Siamo noi che ringraziamo te per i contenuti, la passione e l'importanza, il peso specifico che ci hai fatto capire di questi problemi che veramente ci portano ciascuno a fare veramente le battaglie per i diritti, per le cose giuste. Quindi veramente credo che il giusto sia chiaro, la direzione quindi
diventa automatica, dobbiamo solo metterci tanto impegno, tanta voglia di fare, perché questa cosa veramente bisogna che le risolviamo, sono troppo importanti, ci dobbiamo credere e se lo facciamo tutti ce la facciamo. Dobbiamo però impegnarci molto, perché gli ostacoli sono molteplici, anche se incredibilmente uno dice: ma perché? Tu l'hai detto tante volte, ma dove andiamo? Una società che se ne frega di queste cose. Concludo solo dicendo che anche come nella psichiatria, anche nella neuropsichiatria infantile, alle volte i dirigenti, diciamo, si trincerano, o alcuni politici che governano la regione si trincerano dietro il fatto non ci sono medici, non ci sono neuropsichiatri infantili. Neuropsichiatri infantili è uno all'interno di una multidisciplinarietà che vede tantissime figure, di cui il mercato è pieno. Tu hai nominato gli psicologi, è pieno di psicologi che hanno desiderio di essere assunti all'USL, per cui la maggior parte delle figure professionali che sono necessarie per i servizi di cui abbiamo parlato stasera sono assolutamente disponibili nel mercato del lavoro, non c'è carenza, e questa è un'altra menzogna che bisogna sfatare, e quindi su questo è un'altra cosa, insomma, di un tassello di conoscenza da condividere. Io ringrazio davvero tutti voi relatori, chi ha partecipato questa sera, e siamo ancora in molti, sono quasi le 11:30. L'appuntamento è per mercoledì prossimo, proseguiamo con il nostro ciclo di formazione. Passate parola, le slide del dottor Rigon saranno disponibili nel sito del PD regionale, così come la registrazione di questo incontro, per cui se avete, diciamo, qualcuno che ha piacere poi di rivederlo, sa che lo trova nel sito del PD, e anche le slide. Gli impegni ce li siamo presi, per quello che mi è dato vi romperò le scatole affinché queste cose le portiamo avanti, ciascuno per il proprio pezzettino, e quindi grazie a tutti e Grazie, ciao. Grazie davvero. Grazie, Ciao, buonasera a tutti. Grazie a tutti. Grazie, buonanotte a tutti. Ciao. Grazie, buonanotte.